Amém? Invito a tutti a mettersi a vostro posto. Se c'è qualcuno là dietro, andate a chiamare, per favore. Cominciamo questo culto al Signore di adorazione. Alleluia. Tante persone sono in viaggio, fuori, un po' raffreddate, ma noi siamo qua, vero? Tu sei qui, io sono qui, noi siamo qui per adorare il nostro Dio. Quindi io volevo che tu ti concentrassi in questo momento, preparassi il tuo spirito, preparassi la tua mente per ciò che Dio farà questa sera. Amen? Preghiamo. Spirito Santo, in nome di Gesù, Signore, noi siamo qui in questo momento per adorarti, per ringraziarti perché siamo arrivati qua, Signore. Per ringraziarti pela tua presença que é già qui, Spirito Santo. Spirito Santo, lavora nella nostra mente, lavora nei nostri cuori in questo momento, Signore. Guida questo culto, Signore. Guida, Signore, la tua presença, Signore. Guida, Signore, in ogni cosa che noi faremo in questo culto, Signore. Padre, eu te prego, Signore, di concentrare la nostra mente in quello che succederà oggi, Signore. Spirito Santo, non lasciare che o inimigo distraga la nostra mente, Signore. Non lasciare che il freddo distraga la nostra mente. Non lasciare che nossa difficoltà, i nostri problemi, Signore, distragano ciò che il Signore farà questa sera, Padre. Padre, riempi la tua casa con la tua presença, riempi questo tempio con la tua glória, Signore. Senhor, nós siamo qui, Senhor, e nós vogliamo dirti, Senhor, que nós siamo qui perché noi vogliamo sentire a tua presença, Padre. Spirito Santo, que não possiamo pensare che sia un altro culto, soltanto un altro culto, soltanto andrò là per fare presença, soltanto andrò là per stare insieme un po', ma, Senhor, che oggi possa sorgere dentro di noi trasformazione, cambiamento, Senhor, una storia nuova, ciò che il Signore ha segnato per questo giorno, Padre. Padre, io ti chiedo in questo momento, Signore, di mettere i suoi angeli, Signore, a lavorare in questo momento, Padre, sulla tua chiesa. Io ti chiedo, Signore, di mettere i tuoi angeli intorno di questa casa, Signore, intorno di questa chiesa, Padre, che ogni cosa che il nemico farà, Signore, per distruggere, Signore, la presenza del Signore in questo luogo, Signore, sulla nostra vita, che cercherà di impedirci, Signore, di sentire la tua presenza, Padre, che cada per terra in nome di Gesù, Signore. Metti i tuoi angeli, Signore, metti i tuoi angeli, Signore, intorno a questa chiesa, Padre. Metti i tuoi angeli nelle porte di questa chiesa, Signore, in ogni angolo di questa chiesa, Signore. Metti i tuoi angeli, Signore, nelle sedi che sono vuote, Signore, Signore, che noi possiamo sentire la tua presenza in questo luogo, inondando questa casa, Signore. Padre, in nome di Gesù, Padre, in nome di Gesù, rompi ogni catena, Signore. Spezza ogni catena questa sera, Padre. Spezza, Signore, ogni ostacolo, Signore, che ci impedisce, Signore, di sentire la tua presenza, perché noi sappiamo che tu sei qui, Signore. Noi pensiamo che la tua presenza è qui, è il Dio che compie miracoli, è il Dio che fa meraviglia, è il Dio che trasforma ambienti, è qui. E Spirito Santo di Dio, che noi possiamo alzare la nostra voce, che noi possiamo dichiarare, che noi possiamo innalzare a te un nuovo canto oggi, Signore, che noi possiamo lasciare indietro le cose vecchie e ricominciare, Signore, qualcosa di nuovo con te questa sera, Padre. Padre, che il nemico non possa avere il potere, Signore, di dominare questa riunione, Padre, di dominare la nostra mente, Signore. Noi sappiamo, Signore, che il nemico cerca di dominare la nostra mente, Padre, ma in nome di Gesù, Padre, rompi ogni catena questa sera, rompi ogni, Signore, ostacolo questa sera, Padre. Libera i nostri cuori, Signore, libera la nostra mente, Padre, libera la nostra mente per adorarti, Signore, che noi possiamo, Signore, rendere a te la nostra adorazione, Padre, che la tua chiesa possa essere pronta per fare questo, Signore. Parla con noi, Signore, parla con la tua chiesa, Signore. Tu sei qui, Padre, noi possiamo sentire, Signore, la tua presenza è qui, Signore, la tua presenza è qui, Signore, la tua presenza è qui, Signore, e cambierà situazioni, cambierà storia, Signore, e trasformerà vita questa sera, Padre. Noi crediamo, Signore, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Applauda il Signore, applauda il Signore. Spirito Santo, Spirito Santo, tu sei qui. Alleluia.
adorerò. Tu sei qui, sentiamo i nostri cuori, ti adorerà, ti adorerà. Tu sei, sentiamo la tua grazia, ti adorerà, ti adorerà. Il nostro Dio è questo è il nostro. Alza la tua voce. Questo è asciughi le lacrime, guarisce le ferite. Puoi dichiarare asciughi le questo è il nostro Dio, asciughi le lacrime, guarisce le ferite. Questo è il nostro Dio, asciughi le lacrime, guarisce le ferite. Questo asciughi le lacrime, guarisce le ferite. Questo è il
luce nel buio, che sei il nostro Dio, il nostro Dio. Cammino in mezzo al deserto, luce nel buio, questo è il nostro Dio, il nostro Dio. Cammino in mezzo al deserto, Dio dei miracoli, luce nel buio, questo è il nostro Dio. Se non ti vedo io ti sento, anche se non ti vedo io ti sento. Tu sei qui Dio, tu sei qui Dio, anche se non ti vedo ti sento, anche se non ti vedo ti sento. Tu sei qui Dio, tu sei qui Dio, anche se non ti vedo ti sento, anche se non ti vedo ti sento. Tu sei qui Dio, tu sei qui Dio, anche se non ti vedo ti sento. Tu sei qui Dio, tu sei qui Dio, anche se non ti vedo ti sento, anche se non ti vedo ti sento. Tu sei qui Dio, tu sei qui Dio, cammino in mezzo al deserto, Dio dei miracoli, luce nel buio. Il nostro Dio è, cammino in meglio al deserto, Dio dei miracoli, luce nel buio. Questo è il nostro Dio, questo è il nostro Dio, questo è il nostro Dio, questo è il nostro Dio. Alleluia, alleluia. Alleluia. Se volevo farti una domanda questa sera. Cos'è che ti impulsiona a lodare Dio? Cos'è che ti impulsiona a lodare Dio? Cos'è che ti impulsiona a dare il tuo meglio quando tu sei nella presenza di Dio? Cos'è che ti impulsiona? Forse oggi tu guardi vicino a te e non c'è quel fratello di sempre, quel fratello che è andato via e tu dici: ci ho sempre seduto a me, quel fratello, e cantiamo insieme, lodiamo. Forse vedere la chiesa oggi con poche persone che ti fa smettere, non voler adorare, ti fa sentire il freddo. Forse vedere che c'è il freddo nell'ambiente. Ma sai cos'è che Dio sta ministrando al mio cuore ultimamente? È che noi dobbiamo cantare alla presenza di uno. Noi dobbiamo cantare alla presenza di uno. E è per Lui che noi siamo qua. Alla presenza di uno. È alla presenza di una persona che noi siamo riuniti qua per adorare. È per questo che noi siamo riuniti qua. Se oggi tuo amico non c'è, se oggi tuo vicino non c'è, Dio c'è. E noi siamo riuniti alla presenza di uno. E io voglio che tu canti questa canzone. Questa canzone è una canzone nuova. Ma Lui dice che noi siamo davanti a Lui per arrendersi alla presenza di Lui, sua. Dice che noi siamo qui per arrendersi alla presenza di Dio. Noi cantiamo Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai. Io ti chiedo in questo momento di arrendersi alla presenza di Dio, di rompere ogni ostacolo,
che c'è nel suo cuore che ti impedisce di adorare, che rompe ogni catena che c'è nel suo cuore. Noi cantiamo alla presenza di uno, noi cantiamo solo alla presenza di Dio. E se Dio è qui, e ciò che noi faremo è dare il nostro meglio a Lui. Io mi arrendo a te, riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare. Io mi arrendo a te. Riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare. Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh, El Shaddai,
adoro, fascio di ferita e porti guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spesso ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascia di ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spesso ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascia di ferita e porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spesso mi catena, voglio di laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Sciogli ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. El Shaddai, Tu puoi dichiarare con me così: spesso ogni catena e rompi ogni laccio mentre ti adoro. Spesso ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spesso ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spesso ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro. La balasciora, 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 balasciora. Giace ogni ferita, i porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Dove c'è lo Spirito c'è libertà, mentre ti adoro, mentre
questo nome tutti quanti con forza. Atti degli Apostoli ci racconta che Paolo e Sila erano chiusi in una prigione e finché erano in catene loro hanno adorato al nostro Dio, hanno adorato questo El Shaddai, hanno adorato il Signore Adonai e le catene si sono spezzate. Non so per quali situazioni ognuno di noi sta passando, ma la parola di Dio ci esorta, la parola di Dio ci incoraggia, la parola di Dio ci guida ad adorare Dio in ogni situazione. Non so se tu stai passando per una difficoltà nella tua casa, per una difficoltà nel tuo matrimonio con i tuoi figli. Non so se tu stai passando per una malattia, non lo so che cos'è che sta tormentando la tua vita, ma io ti dico una cosa: in queste difficoltà adora Dio. Vuoi che queste catene si spezzino? Adora Dio. Vuoi che questi lacci si sciolgano? Adora Dio. Vuoi che le tue ferite siano curate? Adora Dio. In mezzo alle difficoltà Dio ci dice: adorami, adorami, cercami, dichiara il mio nome, dichiara El Shaddai, Adonai. Grande, grande, grande è il nostro Dio. Adora questo, dillo nella tua camera, dillo per strada finché sei da solo e cammini, dillo in qualunque momento, adora in ogni secondo della tua vita. Non smettere di adorare Dio, perché più tu adori Dio e più la sua mano scende su di te. Non so qual è la situazione che stai vivendo, ma quello che so è che il nostro Dio è in grado di liberarci da qualunque situazione. Il nostro Dio è un Dio di resurrezione, è un Dio di vita. Lascia stare i tuoi pensieri negativi, lascia stare quello che ti hanno detto, non guardare il problema davanti a te, guarda il Dio che è dentro di te e che è molto, molto, molto più grande di questo problema. Continua ad adorare il Signore in ogni difficoltà. Dichiariamo ancora insieme al nostro Dio. Davanti a te ogni catena della nostra vita, ogni laccio che ci stringe, Dio, ogni ferita, qualunque cosa, qualunque problema, qualunque ostacolo, Dio, lo mettiamo davanti a te in questo momento, perché adesso che stiamo adorando il tuo nome è in questo momento che sappiamo che tu farai miracoli nella nostra vita, è in questo momento che sappiamo che tu spezzerai, è in questo momento che sappiamo che tu verrai a liberare, che tu verrai a guarire, che tu verrai a portare uno spirito fresco nella nostra vita di novità, Dio. Ti prego, Signore, visita i nostri cuori, visita, Signore, i nostri cuori questa sera, visita le nostre case, visita le nostre famiglie, visita questa chiesa, Dio, visita questa chiesa. Ogni laccio, Signore, che è presente in questo luogo, che venga a essere spezzato nel nome di Gesù. Che ogni catena che è presente in questo luogo, che venga a essere spezzata nel nome di Gesù, Dio.
Noi ci arrendiamo a te, Signore, questa sera e dichiariamo a te Adonai. Tu sei il nostro Dio, tu sei il nostro Dio. Dio che apre strade nel deserto. Noi ci arrendiamo a te, Dio, perché sappiamo che con te tutto è possibile, in te tutto è possibile. Prendi la tua chiesa, Signore, questa sera. Trasformala, Signore. Fai di te ciò che vuoi, Signore. Compi ogni proposito che hai in mente per questa serata, Dio. Compi ogni piano che hai in mente per questa serata. Che oggi possa essere una sera diversa e che nell'adorazione noi possiamo trovare il tuo miracolo nella nostra vita. Nel nome di Gesù, Dio. Nel nome di Gesù. Amen. 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 Pace del Signore a tutti. Possiamo accendere le luci, vi chiedo di sedervi 2 minuti, diamo qualche avviso questa sera. Diamo qualche avviso. 26 dicembre lascio la pastora Andrea guidare questo avviso. Allora, 26 dicembre saremo qua in chiesa per la nostra cantata. Sarà un momento bellissimo dove tante persone parteciperanno e saranno coinvolte. Sarà una cantata, quindi si chiamerà Cielo e noi vogliamo fare con che il cielo scenda in quel luogo, in quel giorno. Quindi siete tutti invitati a venire a partecipare con noi. Il 24 non avremo il culto, ma il 26 saremo qua per adorare Dio insieme. Amen? Amen? Amen. Pace a tutti. Questo è un evento che ci sarà il 6 gennaio in chiesa per tutti gli adolescenti. Sarà un evento grande, chiedo la partecipazione di tutti quanti, mi raccomando anche i genitori, 6 gennaio, a breve vi darò anche la data, l'orario e mi raccomando siate presenti e per qualsiasi informazione ve la darò in seguito. Se avete problemi, trasporto, non trasporto, tutto il resto, contattatemi, va bene? Altro applauso. Amen. Continuano i nostri culti in casa. Questo mercoledì sarà nella zona di Borgo Trento, quindi tu che sei della zona di Borgo Trento, prenota il tuo posto e veramente prenota il tuo posto, perché in tutti gli incontri che abbiamo fatto praticamente fino adesso abbiamo dovuto lasciare a casa qualcuno perché c'era sempre troppa gente che voleva venire e non si possono portare troppe persone nelle varie case. Quindi zona Borgo Trento questo mercoledì alle 8, culto in casa, prenota il tuo posto, tu che sei di quella zona. Prossimo avviso è della feijoada che doveva essere oggi, ma ahimè è stata rimandata. Volevo molto mangiare la feijoada, ma purtroppo per problemi tecnici non l'abbiamo fatto questa settimana, la faremo nelle prime settimane di gennaio. Quindi non perdete le speranze, mangerete la vostra feijoada, ma aspettiamo l'anno nuovo. In teoria non ci sono altri avvisi, giusto? E c'è un altro avviso in realtà che è quello del 31 dicembre, che è Capodanno. Noi Capodanno lo passeremo qua in chiesa, quindi non abbiamo messo l'avviso, ma daremo tutte le informazioni sul gruppo della chiesa in questi giorni, ma il 31 dicembre saremo qua a rallegrarci insieme e a celebrare Dio per il nuovo anno che starà per cominciare. Amen? Prima di alzarci in piedi per fare la preghiera per le decime, per l'offerta, il momento che tutti quanti stavamo aspettando, voglio invitare qua su una coppia speciale per la Chiesa. Prego, Giacomo e Catrini.
Perché Giacomo e Catrini sono qua? Forse quasi tutti di voi lo saprete, ma domani è una data molto molto speciale per loro, perché domani si sposeranno. Io vorrei chiedere a tutti quanti noi se possiamo alzarci in piedi, e se tu credi che nelle tue mani Dio ha messo il potere di benedire, puoi stendere le tue mani verso questa coppia che domani faranno questo passo importante, chiedendo le migliori benedizioni di Dio nella loro vita, chiedendo che Dio possa arrivare con ogni provvidenza nella loro vita, chiedendo che Dio possa benedire non solo il giorno di domani, ma tutto il percorso che hanno cominciato un tempo e che adesso proseguiranno sotto lo sguardo attento di Dio. Io ti chiedo di stendere le tue mani e pregare insieme a me, dichiarando la benedizione di Dio su Giacomo, su Catrine, per il loro matrimonio e sulla vita che da domani cominceranno insieme. Padre, nel nome di Gesù, mettiamo, Signore, davanti a te Giacomo e Catrine, Signore, questa coppia amata, Signore, da tutta la Chiesa e amata anche da te, Padre. Io ti chiedo, Signore, che domani, in questo giorno così speciale per loro, e essendo un giorno speciale per loro, un giorno speciale per me e per tutti quanti noi, ti chiedo, Signore, che tu possa essere lì presente, Signore, che tu possa portare il tuo spirito in questa giornata, che tu possa riempirla con la tua gioia, Signore, con il tuo amore, con la tua unione, Signore, sigillando questo matrimonio, Signore. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù, ma ti chiediamo, Padre, di non fermarti qua, che tu possa riempire questa nuova famiglia, Signore, che sta per formarsi, di ogni benedizione, Signore, che tu possa riempirlo con il tuo amore, Signore, quell'amore sincero che viene da te, che tu possa riempire questa nuova casa, Signore, con la tua unione, Signore, che tu possa guidare ogni passo di questa famiglia, Signore, che tu possa essere sempre con loro in ogni difficoltà e in ogni gioia, Padre, che tu possa, Signore, venire sempre a ricordare a loro che tu sei il loro Dio e tutto ciò che avranno e che faranno sarà per mezzo di te. A te, Signore, è tutta la gloria per questa nuova coppia che sta per sposarsi, Signore, e ti chiediamo, Padre, che le tue migliori benedizioni scendano su di loro domani e per tutta la vita. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Sono qua che ci visitano questa sera due amici di Robinson, Davide e Michelle, giusto? Sono lì dietro. Che cosa può dire la Chiesa? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Davide e Michelle, qua siete benvenuti oggi, siete benvenuti sempre. Questa è la casa del Signore. Il nostro desiderio è sempre che voi possiate ritornare a casa con un po' di questo spirito che stiamo sentendo qua questa sera. Amen. Facciamo in questo momento una preghiera per le decime, per le offerte. Come sempre, quello che ti chiedo è che tu venga a offrire con gioia. Se non c'è gioia nel tuo cuore, lascia la tua offerta per la prossima volta. Se tu oggi sei un visitante, se tu sei una persona che viene per la prima volta, non preoccuparti in questo momento, ma tu che sei di questa casa, che hai a cuore questa casa, io ti chiedo, se hai gioia nel cuore di fare questo gesto, vieni a offertare alla casa del Signore affinché la sua casa possa continuare ad avanzare, la sua opera possa continuare ad avanzare attraverso la tua offerta. Preghiamo insieme. Padre, ti chiediamo in questo momento, Signore, di benedire ogni famiglia di questa Chiesa, Dio, che attraverso questo momento delle decime, delle offerte, la tua casa, Signore, possa continuare ad avanzare, che ogni lavoro, che ogni opera che c'è da fare, Dio, attraverso queste offerte possa venire a essere fatta, Signore. Ti chiediamo sempre, Dio, che queste offerte vengano usate per il meglio per la tua opera, e anche oggi ti chiediamo questo. Continua, Signore, a guardare le nostre finanze, ad aiutarci a venire in nostro soccorso come sempre hai fatto. Ma io ti chiedo, Padre, anche di benedire ogni famiglia che è qua. Metti il tuo spirito nelle case, metti la tua presenza, riempici con le tue migliori benedizioni, Signore, che tu possa essere con noi ogni giorno, con la nostra famiglia ogni giorno, come ti stiamo sentendo qua questa sera. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Tu sei qui, sono pronto anch'io
Accendi un fuoco in me che purifica, mi rende libero di adorarti. Accendi un fuoco in me che purifica, mi rende libero di adorarti. Accendi un fuoco in me che purifica, libero di adorarti. Alleluia, 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 adoro te. Accendi un fuoco in me che purifica e mi rende libero di adorarti. Accendi un fuoco in me che purifica, rende libero di adorarti. Alleluia, 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 adoro
Siamo pronti ad ascoltare la parola del Signore questa sera? Amen? Amen. Voglio invitare la missionaria Paloma. Molti di voi già la conoscono, è già stata qua varie volte, è un'amica della nostra chiesa. Missionaria Paloma adesso sta congregando in Ahumada, una città in Portogallo, un'assemblea di Dio Acqua Viva. È un piacere per noi poterla ricevere qua questa sera in questo culto. Siamo sicuri che attraverso di lei lo Spirito Santo riuscirà ad incendiare i nostri cuori. Ma chiedo una cosa a tutti quanti noi. Prestiamo attenzione a quello che lo Spirito Santo vuole dire ai nostri cuori questa sera. Lascia da parte ogni problema che hai, lascia da parte ogni altro pensiero. Questi pensieri probabilmente ti raggiungeranno quando uscirai di qua, ma in questo momento lascia spazio a Dio e chissà che con Dio oggi nel tuo cuore questi pensieri non ti raggiungeranno neanche dopo. Preghiamo insieme in questo momento per la missionaria Paloma affinché lo Spirito di Dio possa guidarla in ogni cosa questa sera. Io ti chiedo di stendere la tua mano e se puoi ripetere con me: missionaria Paloma, lasciati usare da Dio. Amen. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus, igreja? Applaudiamo Gesù, Chiesa. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Voglio salutare la Chiesa con la pace del Signore, amen. Mais um sábado de bênção, Ancora un altro sabato di benedizioni, mais um sábado de resposta. un altro sabato di risposte. E eu tenho certeza E io sono sicura que a adoração nessa noite, che adorazione in questa sera pois, já chegou diante dos céus, amém? è già arrivata al cielo, amen. Abre a tua Bíblia nessa noite. Apri la tua Bibbia questa sera Evangelho de Lucas, nel Vangelo di Luca, capítulo de número 18. capitolo 18. Eu quero ler apenas o verso de número 43. Voglio leggere soltanto il versetto 43. Aleluia. Fiel. Grazie. Se eu correr, você me puxa, hein? Amém. Vamos ler? Leggiamo. Me acompanhe na tua tradução. Accompagnami pure nella tua Bibbia. Na minha Bíblia diz assim. Lucas, capítulo de número 18, verso 43 diz assim: naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. Luca 18:43. Nello stesso momento recuperò la vista e lo seguiva glorificando Dio, e tutto il popolo, visto ciò, diede lode a Dio. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor. Amém? Coloca a tua Bíblia no banco, por gentileza. Metti pure la Bibbia nella tua sedia, per favore. Coloca o teu coração mais uma vez diante do trono do Senhor. Metti il tuo Amém? cuore ancora un'altra volta davanti al trono del Signore E peça que Ele venha continuar e chiedo che Lui continui falar conosco nessa noite a aqui. parlare con noi questa sera. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Chiudi i tuoi occhi e preghiamo. Pai bendito, rendemos graças e louvores a Ti, Senhor, nessa noite. Deus, eu quero lhe pedir que o Senhor continue falando conosco aqui. Pai, a cada louvor entronizado foi uma palavra cantada diante da Tua presença. E eu quero crer que a igreja que aqui se reúne em gratidão para dar a Ti. Senhor, nós estamos já nos últimos dias, Senhor, desse ano, e podemos cantar as Tuas fidelidades e bondade para conosco. Espírito Santo, abraça-nos, Senhor, nessa noite mais uma vez. Eu me coloco diante da Tua presença e peço que o Senhor abra a porta da palavra. Espírito Santo, cura, renova, transforma, aviva, salva. Eu me coloco diante de Ti, faz de mim um instrumento mais uma vez. Musa da maneira que o Senhor quer. Cremos, Senhor, que seja mais uma noite em que a Tua grandeza se fará neste lugar. Usa-nos, Senhor, no profundo, no oculto, no escondido. Tu és fiel. É o que eu peço, crendo na vitória deste lugar. E se você acredita, aplaude e se assente em nome do Senhor. Se credi, applaudi e sediti pure nel nome del Signore.
Glória a Deus, amém? Amém. Igreja, eu quero desde já agradecer Voglio ringraziarvi fin da subito a oportunidade de estar aqui nessa noite per l'opportunità di essere qui questa sera e me sinto muito feliz e mi sento molto felice de rever a igreja de Verona. di rivedere la chiesa di Verona. Eu quero louvar ao Senhor pela vida da pastora Andréia, Lodo il Signore per la vita della pastora Andrea, pelo pastor Henrico, per il pastore Enrico, toda a sua família, tutta la loro famiglia, e fico feliz, e sono felice mesmo acompanhando lá pela live, accompagnando dalle live e ver e vedendo a fidelidade do Senhor neste lugar. la fedeltà del Signore in questo luogo. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um dos obreiros, Lodo il Signore per la vita di ognuno degli operai, os ministros de louvor. i ministri di lode, Já está convidado para ir para Portugal, hein? sono già invitati per venire a Portogallo, E dizer que ver com os olhos e vedere con gli occhi carnais carnali aquilo que o Senhor tem feito quello che il Signore ha fatto. é uma satisfação muito grande. È una soddisfazione molto grande Eu tenho certeza e sono sicura que muito mais che ancora di più o Senhor Ele fará, il Signore farà, porque as promessas continuam em pé. perché le promesse continuano in piedi. Amém? Amen. Como o nosso pastor querido ele apresentou, Come il nostro caro pastore ha già presentato, eu congrego ali na Assembleia de Deus Água Viva lá de Portugal, io congrego nella chiesa Acque Vive là in Portogallo, é ADM também, anche ADM. pois e o meu pastor é o Wagner Pedroso Il mio pastore è Wagner Pedroso e a Letícia Pedroso. e Letizia Pedroso. Sim, estamos ali na região de Carcavelos e Almada. In questa regione, Carcavelos Carcavelos e Almada. e Almada. Quem conhece Carcavelos, conosce? Almada? Pois, Carcavelos e Almada. tá na região ali de Cristo Rei, ali próximo de Lisboa. È nella regione vicino a Lisbona. Pois, e o Senhor tem feito maravilhas. E il Signore ha fatto meraviglie. Já estive com a pastora Andréia. Sono già stata con la pastora Andrea, Já estive com as mulheres aí essa semana. sono stata con le donne questa settimana E estou feliz de ver alguns rostos aqui que já me lembro. e sono felice di vedere alcuni volti che già mi ricordo E trago testemunhos nessa noite aqui, amém? e vi porto delle testimonianze oggi qui. O último ano que eu estive aqui, L'ultimo anno che sono stata qui, cheguei na Itália. sono arrivata in Italia E da Itália o Senhor me dirigiu a mais 5 nações. e dall'Italia Dio mi ha portato in più 5 nazioni. Sim. E isso foi antes da pandemia. E questo è stato prima della pandemia. E quando eu estava já para ir embora para o Brasil, E quando stavo per andarmene in Brasile, o Senhor me deu uma visão. il Signore mi ha dato una visione Comentei com a pastora Andréia isso. e ho raccontato alla pastora Andrea. E todas as vezes que o Senhor ele me mostra água, E tutte le volte che il Signore mi mostra l'acqua, é muita luta. è molta lotta. E a casa que meus pais eles moravam no Brasil E la casa in cui i miei genitori abitavano in Brasile era um sobrado de 2 andares. ha 2 piani. E eu lembro que naquela visão, naquele dia, E mi ricordo che in quella visione, quel giorno, o Senhor me mostrava uma tsunami vindo em cima da nossa il casa. Signore mi mostrava uno tsunami che veniva sopra la casa. E eu disse assim: Deus, E ho detto, Dio, nós vamos morrer. moriremo. Uma tsunami muito grande, muita água. C'era tanta acqua, uno tsunami molto grande. E eu lembro que nós começamos a orar. E mi ricordo che abbiamo iniziato a pregare. E a tsunami ela veio. E lo tsunami è venuto. Depois que eu cheguei no Brasil, Dopo che sono arrivata in Brasile, começo de janeiro, nel mese di gennaio, o Covid ele estourou na China. il Covid è partito in Cina. E ele veio lambendo a Europa, o Brasil. È venuto in Europa, Brasile. Mas nós estamos aqui guardados e livres. Ma noi siamo qui custoditi e liberi. Porque o Senhor tem um propósito na minha e na tua vida. Perché il Signore ha un proposito per me e per te. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu vim nessa noite a dizer para você Sono venuta questa sera per dirti que independente daquilo que você está passando, che indipendente da quello che stai passando, os propósitos do Senhor não mudam na tua vida. i propositi del Signore non cambiano nella E tua que se vita. você chegou até o dia de E hoje, se sei arrivato fino al giorno di oggi, é porque aquele que escreveu è perché colui che ha scritto continua com a caneta na mão continua con la penna in e que o mano maior ainda está por vir. e che c'è qualcosa di Você più pode grande aplaudir per o nome arrivare. dele aí onde você Puoi está? applaudire il suo nome, amen? Aleluia! Passamos num período de muito caos. Abbiamo attraversato un periodo di molto caos
E diante daquele tempo, E davanti a quel tempo eu disse assim, Senhor, ho detto così, o Signore, que eu posso fazer para o Senhor? cosa posso fare con te? As igrejas estão paradas, Le chiese sono ferme, o templo está paralisado, i tempi sono paralizzati, não se podia vir à igreja. non si poteva andare in chiesa. Mas eu lembrei de uma coisa, Ma mi sono ricordata di una cosa, que essas 4 paredes che queste 4 pareti é só uma proteção para mim e para você. sono solo delle protezioni per me A e per te. igreja é eu e é você. La chiesa sono io e sei anche tu. Aleluia. E a igreja estava na cozinha orando. E la chiesa era in cucina che pregava. A igreja estava no quarto clamando e adorando ao La chiesa Senhor. era nella sua stanza che clamava al Signore. E a igreja se reúne aqui hoje E la chiesa si em riunisce corpo e em espírito e adoração na in presença corpo e dele. spirito e adorazione nella presenza del Signore. E eu lembro que eu disse assim, Senhor, Io mi ricordo che ho detto, Signore, já que eu não posso ir numa igreja, dato che non posso andare in chiesa, já que eu não posso ir num lar, dato che non posso andare, eu vou usar o veículo de informação. io userò un mezzo di comunicazione. Pois quem tem Facebook, Instagram aí, Chi ha Facebook o Instagram? tamo junto. Siamo insieme. E comecei a entrar então numa leitura bíblica E ho cominciato a fare delle letture bibliche, e também pregação. predicazioni. Falei, Deus, vou começar a pregar a tua palavra nesse tempo. E ho detto, Dio, comincerò a predicare la tua parola in questo Nós não tempo. podemos sair, Non possiamo uscire, mas a tua presenza vai muito longe. ma la tua presenza va più lontano. Eu comecei numa leitura bíblica no Instagram, E ho cominciato a fare letture bibliche su Instagram, todos os dias, consecutivo. tutti i giorni consecutivamente. E nós começamos a ler em Gênesis Abbiamo iniziato a leggere Genesi, e chegamos até Provérbios. siamo arrivati fino a Proverbi, Porque graças a Deus que a pandemia caiu. perché grazie a Dio la pandemia se ne è un po' calata. E a igreja está de pé. E la chiesa è in piedi. Mas eu lembro que naquela semana Ma mi ricordo che quella settimana eu tinha tido uma outra visão, pastor avevo André. avuto un'altra visione. Eu disse a ela, L'ho raccontato all'Andrea. eu estava caminhando pela rua e eu passava por uma nova poça de água. Stavo camminando per la strada e c'era una pozza d'acqua. E eu disse assim, Deus, E ho detto, Dio, a pandemia já está aí, la pandemia è già qui. mas eu passando por uma poça d'água, Ma io che passo per una pozza d'acqua, tem outra coisa chegando por aí. c'è un'altra cosa che sta arrivando. E eu lembro que naquele dia, E mi ricordo che quel giorno eu falei assim, eu vou ao monte orar, ho detto, andrò al monte a pregare. a montanha. E eu fui naquele dia juntamente com algumas E pessoas. sono andata insieme ad alcune persone in montagna. E depois daquele clamor, E dopo quel clamore, depois daquela oração, dopo quella preghiera, eu já estava indo embora. stavo andando via. E virou um pastor para mim, Ed è venuto un pastore da me, que eu nunca tinha visto. che non avevo mai visto, E ele disse assim para mim, e mi ha detto, irmã, sorella, Deus manda lhe dizer Dio mi dice di dirti que ele está blindando a tua vida. che sta blindando la tua vita. E naquela hora, In quel momento eu senti, ho sentito, e eu falei assim, Deus, e ho detto, Dio, eu sei io so que o Covid, che il Covid ele vai chegar até mim. arriverà da Mas me, o Senhor está blindando a minha vida hoje. ma tu stai blindando la mia vita oggi. Alabracandarabaxere micalamandai. Igreja, eu fui embora para casa naquele dia. Sono andata a casa quel giorno. E isso era segunda-feira. Questo era un lunedì. Quando foi na quarta-feira, Quando è stato un mercoledì, eu estava na live de leitura. ero nella live della lettura, Meu telemóvel estava aqui. il mio telefono era qui E meu irmão chegou dentro do meu quarto. e mio fratello è entrato in camera. Ele não quis atrapalhar a live, Non ha voluto interrompere la live, mas ele começou a fazer gesto. ma ha cominciato a fare dei gesti. Ele disse assim: Olha, Ha detto, guarda, nós vamos comprar noi compreremo McDonald's. McDonald's. Você quer? Tu vuoi? Eu falei, Big Taste. E io ho detto Big Tasty, Porque depois de uma pregação de 2 horas dá muita fome. perché dopo una predicazione di 2 ore ho molta fame. Hoje mesmo já estou pensando que logo mais eu vou resolver esse problema. E oggi penserò a risolvere questo problema. Mas a pregação não vai durar 2 horas, fique tranquilo. Ma stai tranquillo che la predicazione non durerà 2 Pastor ore. Henrico disse que até meia-noite é chão. Pastore dico che fino a mezzanotte va bene. É brincadeira, amém, irmãos? Scherzo. Quando acabou a live Quando è finita la live e eu fui experimentar o lanche, e sono andata a mangiare il panino, eu não senti gosto nenhum. non ho sentito nessun gusto. E eu falei assim: Ho detto, Meu Deus do céu, mio Dio, o Big Taste é o mais famoso que tem. il Big Taste è il più famoso che c'è. É o molho mais saboroso. Ha la salsa più gustosa. Todo mundo sabe. Tutti lo sanno. Minha filha, você pode ter Tu puoi avere o tempero que for. la salsa che c'è. Tempero italiano,
La salsa tempero italiana, brasileiro, brasiliana, australiano, australiana, não importa. non importa, Tem que ter tempero, ci amém? deve essere una salsa. Eu falei assim, meu Deus, essa mulher não colocou tempero hoje aqui Ho nesse detto, lanche. santo cielo, ma non hanno messo nessuna salsa qui oggi. Quando eu lembrei E mi sono que ricordata eu tinha perdido o paladar, che avevo perso il palato, eu, il gusto. eu levantei na mesma hora, Mi sono alzata, fui lá no meu guarda-roupa, sono andata nel mio guardaroba, peguei meu último importadão, o último perfume ho preso l'ultimo profumo che avevo tinha levado da Europa, portato in Europa, não passei nem no braço, non l'ho neanche messo, coloquei no nariz logo, direto. l'ho messo subito sul naso, Eu tava sem cheiro nenhum. non sentivo niente. E naquela hora eu fiquei desesperada. E in quel momento mi sono disperata. Então eu subi lá em cima no quarto dos meus pais. Quindi sono salita nella camera dei miei genitori, Eu ainda morava com eles. abitavo ancora con loro. E meu pai é um senhor de 60 anos. Mio papà è un signore di 60 anni, Jovem, giovane, mas é cardíaco. ma è cardiaco, ha problemi di cuore, Pois, sofre de problemas cardíacos do ha coração. problemi di cuore. E eu cheguei no quarto bem tranquila. E sono arrivata tranquillamente in camera E falei assim, Kátia. e ho detto, Pai, padre, o Covid me pegou. il Covid mi ha preso. Ele virou pra mim. Mi si è girato, Ele tava com um cobertor assim, ó, deitado. era sdraiato con la coperta, Ele cobriu a cabeça si è coperto la testa e falou assim pra mim: e ha detto, vai pro teu quarto, vattene in camera tranca a tua, porta, Chiuditi não in camera. sai de lá de jeito nenhum. non uscire di là. Aleluia. Eu passei 14 dias isolada dentro do meu quarto. Sono rimasta 14 giorni in isolamento in camera Mas eu mia, estou aqui para te dizer ma sono qui per que dire eu sou livramento. che io sono E una você e a liberazione. tua casa também é diante do Senhor. E anche nella tua casa è davanti al O Signore. Deus do livramento Il Dio della liberazione está aqui nessa noite. è qui questa sera. E se eu sou um milagre, E se io sono un a miracolo, tua vida também é. anche la tua Você vita pode lo è. aplaudir o Senhor Puoi aí mais uma applaudire il vez? Signore ancora una volta. Eu pedi para o Senhor uma palavra. Ho chiesto al Signore una parola E eu vim nessa noite, e questa sera debaixo dessa unção, sono venuta sotto questa unzione a falar para você a dirti que hoje é noite che oggi è la sera de recuperação. di recupero. Missionária, como assim recuperação? Cosa vuol dire recupero? Deus, Dio ele tem poder ha potere para fazer per fare com que eu e você sì che io e te venhamos recuperar recuperiamo aquilo que um dia tivemos. ciò che un giorno abbiamo avuto. Eu vou falar da vida de um homem Io parlerò della vita di un uomo que ele recuperou a visão. che ha recuperato la vista. Ele não nasceu cego. Non è nato cieco, Ele podia ver, poteva vedere, mas ele perdeu a visão. ma ha perso la vista. Essa palavra, Questa parola ela não está presa non è presa, somente na condição de saúde. non è soltanto legata alla condizione di salute. Existem pessoas que estão aqui Esistono persone che sono que qui, você precisa recuperar. che tu devi recuperare. Aleluia. A comunhão com o Senhor. La comunione con il Signore, A vontade de voltar a orar. la volontà di tornare a pregare. Existem pessoas que estão aqui Esistono persone che sono que qui, você precisa recuperar. che tu devi recuperare. Os sonhos que Deus plantou aí I dentro. sogni che Dio ha piantato A in te, estabilidade na tua vida financeira. la tua stabilità finanziaria. Não importa o âmbito da tua vida Non importa l'ambito della tua em que vita você perdeu. che l'hai perso. O importante é L'importante o è que o Deus que está aqui está liberado para te dar nessa noite. che il Dio che è qui può liberare nella tua vita. Então eu quero te fazer uma pergunta. Quindi voglio farti una domanda. O que você perdeu? Cosa hai perso? Porque os céus está liberado para te devolver nessa noite. Perché il cielo ha la libertà di restituire questa sera. Alguém pode dizer assim: Qualcuno può dire, missionária, missionaria, tudo que eu perdi, tutto ciò che ho perso, eu vou recuperar? io recupererò? Não. No. Eu serei leviana Io sarei troppo leggera se eu falar para você que tudo que você perdeu, se ti dicessi che tutto ciò che hai perso, você vai recuperar. tu recupererai. Existem coisas, Esistono cose, existem oportunidades esistono opportunità que uma vez que nós perdemos, che una volta persi, nunca mais mai più ela pode voltar na minha e na tua frente. possono tornare davanti a te. Sabe aquele autocarro, aquele ônibus que passou, Sai quell'autobus che è passato? ele nunca mais vai voltar. Mai più tornerà. Xalabracandarai. Sabe uma condição que você perdeu? Sai una condizione che hai perso? Uma oportunidade. Un'opportunità. Talvez nunca ela vai voltar. Forse non tornerà mai più. Mas o Deus que você serve Ma il Dio che tu servi está aqui nesse dia. è qui oggi Ele pode gerar e può generare novas oportunidades na minha e na tua vida. nuove opportunità per la tua vita. Então creia. Quindi credi. Porque Bartimeu ele viveu Perché Bartolomeo
Bartolomeo ha vissuto E nós viemos viver nessa noite aqui também. e anche noi vivremo. Amém? Agora, a primeira coisa que eu entendo, La prima cosa che capisco que Bartimeu ele esteve disponível è che Bartolomeo è stato disponibile para viver o milagre. per vivere il miracolo. Capítulo de número 18, Capitolo 18, verso 35, versetto 35 diz assim a palavra: dice: E aconteceu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego, sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Amém? Come egli si avvicinava a Gerico, un cieco che sedeva presso la strada mendicando. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que eu vejo aqui? Sapete cosa vedo qui? Bartimeu é um homem Bartolomeo è un uomo que, por conta da cegueira, che per via della cecità ele é impedido de continuar. lui è impedito per continuare. Alguém que não enxergava Qualcuno che non vedeva foi impelido è stato impedito de prosseguir na sua jornada. di proseguire la sua camminata. O primeiro lugar que nós como igreja Il primo luogo noi come Chiesa precisamos chegar dobbiamo arrivare é nos céus diante do Senhor. è in cielo davanti E al nós Signore. estamos caminhando para lá. E noi stiamo Aleluia. camminando verso là. Mas a minha vida e a tua vida, Ma la mia e la tua vita ela é comparada como um carro, è uma paragonata máquina. come una macchina. Pois, de que forma? In che maniera? Vez ou outra na minha e na tua vida, Una volta ogni tanto nella nostra vita acontecem situações succedono situazioni para fazer quebrar esse carro. per far sì che la macchina si rompa. Você iniciou o Hai teu ini- relacionamento Hai iniziato la tua relazione há muito tempo lá atrás. tanto tempo fa E nessa tua e jornada, in questa tua camminata o il inimigo vai fazer de tudo nemico farà di tutto para querer quebrar o teu casamento. per rompere il tuo Quantos me matrimonio. entendem aqui nessa noite? Quanti mi capiscono questa No sera? dia que você aceitou a Jesus, Il giorno in cui hai accettato Gesù, os céus abriram para você. i cieli si sono aperti per E te. Deus disse assim: E Dio ha detto: Eu vou te levantar. io ti Eu innalzerò, vou te encher com a minha presença. io ti riempirò della mia Só presenza. que essa jornada, Solo che questa camminata, paulatinamente, todos os dias, tutti i giorni, o diabo, il diavolo, ele quer roubar lui vuole a rubare adoração da tua boca, l'adorazione della tua o bocca, dom que Deus investiu, Il dono che Dio ti ha dato. Xalabracandaraia, as promessas que estão sobre a tua le vida. promesse che sono su di te. Mas Bartimeu, ele é paralisado por aquela cegueira. Ma Bartolomeo era paralizzato da quella cecità. Prega Deus a minha boca aqui nesse sábado. O Senhor está dizendo aqui nesse sábado Il Signore sta dicendo questo sabato que talvez não é uma cegueira que está te atrapalhando, che forse non è una cecità che ti sta impedendo, mas talvez uma instabilidade financeira ma forse una instabilità que quer finanziaria roubar a tua paz nessa noite. che vuole rubare la tua pace. Talvez na tua família Forse la tua famiglia não é uma cegueira, non è una cecità, mas é uma enfermidade ma è una malattia na tua vida, nella tua vita, na vida da tua esposa, nella vita della tua moglie, que quer fazer a tua casa parar. che vuole far fermare la tua casa. Sabe o que eu entendo nesse dia? Sai cosa capisco? A cegueira fez La cecità ha fatto Bartimeu estacionar. Bartolomeo stare fermo. Bartimeu estava junto do caminho. Bartolomeo era insieme al cammino, Ele não estava no caminho. non era nel cammino. Existe uma grande diferença C'è una grande differenza para quem está no caminho, per chi è nel cammino, para quem está junto do caminho. chi è insieme al cammino, Quem está no caminho está caminhando. chi è nel cammino sta camminando. Não importa a pressa, Non importa la fretta, porque a sua determinação Perché la sua determinazione vai fazer você chegar lá na ti frente. farà arrivare là davanti. Mas Bartimeu está junto do caminho. Ma Bartolomeo è insieme al cammino. E eu vim nesse sábado ali dizer E ho visto questo sabato che que diceva, o Senhor está dizendo: e il Signore sta dicendo, eu não quero que você seja mais um non voglio che tu sia soltanto que un altro, esteja junto da igreja, che è insieme alla Chiesa, mas que caminhe dentro da igreja. ma che cammini dentro la Chiesa. Alabracandarai. Eu não quero que você seja mais um Non voglio che tu sia soltanto un altro, que seja junto che sia insieme de quem adora, a chi adora, mas que seja um que caminha adorando também. ma che tu sia qualcuno che cammina adorando. Não. O tempo de andar junto, Il tempo di andare insieme, o tempo de estar somente sendo mais um volume, il tempo di essere soltanto un volume ele já passou. è passato. Porque hoje quem está à beira, Perché oggi chi è nell'angolo, Deus está puxando para perto. Dio sta portando vicino. Então existe um período na nossa vida Quindi esiste un periodo nella nostra que vita você anda junto che tu cammini insieme de quem é bem sucedido profissionalmente, a chi ha successo nella sua professione, mas você ainda não está onde precisa estar. ma tu non sei ancora dove Eu devi queria que stare. você levantasse a tua mão nessa Io voglio che noite tu alzi la tua mano questa e sera recebesse no teu e coração ricevi nel tuo cuore que
toda a che circunstância tutta la circostanza que te fez ficar de lado. che ti ha fatto stare nell'angolo, Alabracandaraia. Deus está te tomando pela tua mão Dio ti sta prendendo per mano e falando para e você: dicendoti não se acostume non abituarti a andar junto, a camminare mas insieme, seja mais alguém ma sii una que vai persona caminhar, che que camminerà, vai chegar do outro lado arriverà dall'altra e vai parte dizer: e dirà: até aqui me ajudou o Senhor. fino a qui il Signore mi ha aiutato. Quantos acreditam nisso em nome Quanti do credono in Senhor? questo? Aleluia! Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, pastor André. Sento la grazia di Dio qui. Sabe por quê? Sapete perché? Existem pessoas que estão aqui Esistono persone che sono que qui antes e prima você andava junto, tu camminavi insieme, mas você não se acostumou ma tu non ti sei abituato a somente estar junto. a soltanto stare Mas você insieme, desejou ma hai desiderato ser um adorador, essere un ser adoratore, um dizimista, essere un decimatore, ser um servo de Deus, essere un servo ser di uma Dio, profetisa nessa geração. essere un profeta in questa generazione. O segredo na vida de Bartimeu Il segreto nella vita di Bartolomeo é que ele não se acostumou era che non si è abituato a ficar paralisado naquele dia. a essere paralizzato in quel O giorno. Senhor o levantou. Il Signore l'ha alzato. Sabe por que você não vai ficar paralisado? Sai perché non rimarrai paralizzato? Porque você já entendeu Perché hai già capito que os céus têm muito mais para tua vida, che para i tua cieli casa, para hanno o molto teu di più ser. per te e per la tua casa. Então eu tenho uma notícia para te dar. Ho una notizia per te. Existem algumas pessoas Esistono persone que pensam che pensano que a tua vida profissional che la tua vita professionale ela já está muito acostumada, è molto abituata, mas eles vão ter uma surpresa. ma avranno una sorpresa. Porque aonde o Senhor te colocou, Perché dove il Signore ti ha messo, você não vai ficar parado. non rimarrai fermo, Não vai ficar paralisado, non rimarrai paralizzato, mas vai caminhar e prosseguir, ma chegar do outro camminerai, lado. proseguirai e arriverai dall'altra parte. O inferno, L'inferno ele perdeu as forças, ha perso le forze, porque o teu filho, a tua filha, perché il tuo figlio e tua figlia não vai ficar paralisado non rimarranno e paralizzati acostumado e abituati com aquilo que o inferno planejou. con quello che l'inferno ha pianificato. Mas ele vai crescer, ela Ma vai crescer, cresceranno, vai caminhar cammineranno e vai alcançar a promessa. Quem e acredita nessa raggiungeranno noite? promesse. Chi crede questo questa sera? Essa igreja que está aqui nessa noite Questa chiesa che è qui questa é a sera igreja que não se acostumou è la chiesa che non si è abituata diante de uma pandemia, davanti a una pandemia, diante de um problema, Davanti a um problema. Alabracandaraia, porque entendeu que aquele que tem o nome caminho perché ha capito che Dio è nel cammino, é Jesus. è Gesù. E quando você entendeu isso, E quando tu hai capito questo, nada pode parar teu pé de chegar. niente può fermarti dall'arrivare. Então eu vim aqui a lhe dizer: Quindi sono venuta a dirti, prossiga, prosegui, porque você já não está perché già non sei onde um dia você esteve, dove un giorno eri, mas vai chegar muito mais além porque Ele é com você. ma arriverai oltre perché Quem Lui è con recebe, te. tome posse em nome do Senhor. Chi riceve questo? E aí eu quero te dizer uma coisa. E io voglio dirti una cosa, Verso de número 36. il versetto E se 36. tiver glória, dá tudo para Ele porque Ele Se merece. c'è gloria dai tutta a Lui perché Lui è degno. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. Udì la Amém. folla che passava e domandò che cosa fosse. Aleluia. Louvado seja Deus. Aquele homem era um homem cego, Quell'uomo è un uomo cieco, mas ele não era surdo ma non era sordo e nem mudo. e neanche muto. Mas aquele dia que ele estava sentado, Ma quel giorno che era seduto ele percebeu ha percepito que o barulho che il rumore não era típico, non era uma coisa diária, una cosa tipica giornaliera, não era nada normal. non era normale, Era anormal. era anormale. Mesmo sem ver, Anche senza vedere, ele ouve. lui ha sentito. E no momento que ele está ouvindo, E nel momento in cui sta sentendo, ele entendeu ha capito que o barulho, o movimento che il rumore, il movimento estava diferente naquele dia. era diverso quel giorno. E quem está falando disso aqui E chi sta parlando di questo qui? é um médico, È un medico, porque é Dr. Lucas. perché è il dottore Luca. Xalabracandaraia. Dr. Lucas, discípulo amado do Senhor, Il dottor Luca, discepolo amato del Signore, ele faz um diagnóstico na vida de Bartimeu. ha fatto una diagnosi nella vita di Ele Bartolomeo. diz Ha detto que ele não pode ver. che lui non poteva vedere. Agora, a medicina ela defende a ideia La medicina difende l'idea que uma pessoa que tem che una persona che ha um grande bloqueio, un grande blocco seja na visão, nella visione, os outros sentidos da pessoa, gli altri sensi della persona eles vão estar muito aguçados. saranno molto amplificati. Quem já ouviu isso? Chi ha già sentito questo? Pois uma pessoa que não tem uma boa audição, Una persona che non ha un buon udito ela vai ver muito bem, vedrà molto meglio, não é? vero?
Porque a tendência Perché la tendenza é quando um membro teu, è che quando un membro tuo del ele te corpo desfavorece, ti sfavorisce, o outro fica aguçado. l'altro diventa più amplificato. Pois, quem tem cachorro aqui? Chi ha un cane qui? Pois, já viu cachorro de crente? Avete visto il cane del credente? Eu tinha um cachorro, Io avevo un cane e o meu cachorro já era um velhinho, e il mio cane era già vecchiotto, mas ele ouvia. ma lui sentiva. E a audição dos cachorros são muito aguçados. E l'udito dei cani è fantastico, E olfato também. anche l'olfatto. Mas tinha dia na minha casa Ma quel giorno in casa mia que eu começava a orar à noite io cominciavo a pregare per la sera e eu começava a sentir uma batalha, uma coisa estranha. e sentivo una battaglia, una cosa E eu strana. falava assim, Deus, E dicevo, Dio, tem alguma coisa esquisita aqui. c'è una cosa strana qui. E parecia, eu começava a orar E io cominciavo a pregare e falava, Deus, me e mostra. dicevo, Dio, mostrami. Eu não via no olho nu, Io non vedevo con mas eu l'occhio umano, sentia no espiritual. ma Quem tá sentivo nello entendendo? spirituale. Chi capisce? Alabracandara, mas na mesma hora, Ma nello stesso momento o meu cachorro velho, il mio cane vecchio ele levantava a cabeça, alzava la testa, levantava a orelha. alzavano le orecchie. Eu falei assim, Jesus, E ho detto, Gesù, meu cachorro é crente. Meu caro não é crente. Ele também está sentindo Anche lui sta que tem uma sentendo. coisa estranha aqui dentro da minha e casa. c'è una cosa strana a casa mia. Posso descer? Em nome de Jesus, posso descer? Amém? Gabi, pode ficar aí. Aleluia. Eu vim te dizer uma coisa aqui nesse dia de sábado. Sono venuta a dirti una cosa qui sabato. Eu estava dentro do meu apartamento, Ero dentro l'appartamento o ano que se passou, l'anno che è passato e eu comecei a ouvir um barulho esquisito. e ho cominciato a sentire un rumore strano. O barulho não era natural, pastor Henrico, Il rumore non era naturale, Pastore Enrico, mas era espiritual. ma era spirituale. Existem pessoas que estão aqui Esistono persone qui que no mundo espiritual, che nel mondo spirituale você já ouviu tu hai già um sentito barulho lá no teu trabalho. rumore là nel tuo lavoro. E o barulho não é do céu, E il rumore non è del cielo, o barulho é da terra. il rumore è sulla terra. Mas a tua oração Ma la tua preghiera vai destronar finirà com tudo aquilo con tutto quello que o inimigo está querendo fazer. che il nemico sta facendo. Alabrachere me calamandai. Missionária, Missionaria, mas o barulho que Bartimeu ouviu, ma il rumore che Bartolomeo ha sentito irmã Josiane, não era o do Senhor Jesus? non era del Signore Gesù? Sim, Sì, depois. dopo, Mas antes ma prima, que o barulho dos céus, che il rumore dei ele é cieli, Deus, ele é poderoso. perché lui è Dio, è potente. Antes Prima do barulho do milagre chegar na vida de del Bartimeu, rumore del miracolo arrivando nella vita di Bartolomeo, pois o barulho da oposição chegou primeiro. il rumore dell'opposizione è arrivato prima. Entenda uma coisa nesse sábado. Capisci una cosa? Todas as vezes Tutte le volte que um barulho do céu che il rumore del cielo vai chegar na tua casa com uma cura, arriverà a casa tua con la cura, vai chegar na tua casa com um milagre. con un miracolo, Todas as vezes que o barulho do céu, tutte le volte che il rumore del cielo alabrachéria, vai cumprir algo na tua família, compirà qualcosa nella tua famiglia, o inferno, l'inferno ele vai querer paralisar primeiro. li vorrà paralizzare prima. Sabe o que acontece aqui? Sapete cosa succede qui? Bartimeu não podia enxergar, Bartolomeo non poteva vedere, mas ele perguntou. ma ha chiesto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ti dirò una cosa. Aonde está vindo o barulho Dove sta arrivando il rumore? que você precisa quebrar ele nessa noite? Devi rompere questa sera. Eu vim aqui para lhe dizer. Sono venuta per dirti. Bartimeu entendeu Bartolomeo ha capito que tinha um barulho da multidão che c'era il rumore della e moltitudine ele não se acostumou. e non si è abituato. Por que aí você tem que se acostumar? Perché noi dobbiamo abituarci? Deus está dando autoridade para homens e mulheres de Deus aqui hoje. Dio sta dando autorità a uomini e donne di Dio qui Repreender per scacciare o barulho. il rumore. Missionária, que barulho é esse? Missionaria, che rumore è questo? É o barulho de incredulidade È il rumore dell'incredulità que alguém está dizendo. che qualcuno sta dicendo. Não, Deus não vai fazer. No, Dio non farà. E você vai se levantar E tu ti alzerai e vai dizer: e dirai, Ele já fez. lui ha già fatto. Deus, ele está te dando autoridade nessa Dio ti noite sta dando autorità questa sera. para que toda palavra de derrota Perché tutta la parola di que sconfitta foi lançada na tua casa, na tua família, che è stata lanciata nella tua casa, nella tua sobre famiglia, essa cidade de Verona, su questa città di Verona, venha ser quebrada. venga a essere rotta, Sabe o que spezzata. Bartimeu ele faz? Sai cosa ha fatto Ele Bartolomeo? paralisa o barulho da terra, Ha paralizzato il rumore della criando um terra, barulho no céu. creando rumore in cielo. Voltando à questão do meu apartamento, Tornando alla questione del mio appartamento, eu estava orando na minha casa no Brasil. ero a casa mia in Brasile Aleluia. E eu estava sentindo algo diferente. e stavo sentendo qualcosa di diverso. E eu falei assim, Senhor, E ho detto, Signore, esse barulho não é do céu. questo rumore non è del cielo. Sabe aquela opressão? Sai quell'oppressione? Aquela batalha espiritual? Quella battaglia spirituale. E quando foi no outro dia, L'altro giorno, a minha tia crente, mia zia credente mulher de Deus, di Dio,
ela mandou uma mensagem para mim mi ha mandato un messaggio e disse assim para mim: e ha detto: precisa fazer uma oração na tua casa. devo fare una preghiera per la tua casa. Eu falei: é de Deus. È di Dio. Amém? Amen. No outro dia fui lá atrás dos amigos. Nell'altro giorno Peguei alguns pastores, ho preso alcuni dei pastori, algumas amigas próximas. alcuni amici prossimi. Vamos lá em casa fazer uma oração. Andiamo in casa a fare una preghiera. E começamos a orar. E abbiamo iniziato a pregare. E daqui a pouco começa aquela adoração dentro de E casa. ho cominciato quell'adorazione a casa mia E a minha mente era ligada diante do altar. e la mia mente è legata davanti all'altare. E eu dizia assim: E io dicevo: Senhor, Signore, tem alguma coisa c'è qualcosa que não está normal. che non è normale. Usa alguém e fala. Usa qualcuno e parla. Deus levantou um profeta aquele dia. Dio ha alzato un profeta quel Ele giorno. veio diante de mim, pastor André, E è venuto davanti a me e começou a renovar a promessa. e ho cominciato a rinnovare promesse. E eu vou abrir porta, e eu vou cuidar, e eu E vou aprirò fazer. porte, farò, mi prenderò Eu cura. falei: Senhor, Ho detto: Signore, eu sei. io so, Tu és fiel. tu sei Mas fedele, não é isso que eu estou preocupada. ma non è questo che mi preoccupa. Fala para mim, Parlami. da onde está vindo essa oposição? Da dove viene questa opposizione? Deus levantou outro profeta. Dio ha alzato un altro profeta. E ele chegou assim no canto da parede onde eu estava. È arrivato così nell'angolo della parete in cui stavo. Quem acredita no poder de Deus? Chi crede nel potere di Dio? Alabracandarabachai. Ele colocou a mão assim ó, no meu ombro. Ha messo la mano nella spalla E disse assim para mim: e ha detto così: missionário, missionaria, Deus está dizendo Dio sta dicendo que Ele está quebrando hoje aqui che sta spezzando oggi qui barulho do inferno. un rumore Eu dell'inferno. comecei a chorar. E ho cominciato a piangere Porque eu sentia perché lo sentivo que tinha algo. che c'era qualcosa. Alabracandarai, alabracandarabachai. Deus está te levando a níveis espirituais. Dio ti sta portando a livelli spirituali. Não estou dizendo para você Non ti sto que dicendo você precisa ser che tu devi essere santarrão, não é isso. il santarello. No, non è Não quero questo. que você entenda Voglio che tu que você capisca precisa ser che tu devi essere uma pessoa una que persona viva 100% no espírito. che vive 100% nello spirito. Buscamos o reino para baixo. Quem Noi está me portiamo entendendo dal aqui? regno in terra. Alabracandar. Mas isso Ma questo deixa sensível ci lascia sensibili a saber. a sapere Quando tem guerra entrando na minha casa, na mente dos meus filhos. Quem quando está c'è una guerra che entendendo? entra a casa mia nella mente dei miei figli. E naquela hora ele dizia assim: In quel momento ho detto: Deus está mandando te dizer Dio mi dice di dirti que ele pisa na Suíça agora, che lui sta calpestando, que ele vira uma mesa che ha de idolatria. spezzato, ha girato un tavolo di idolatria Pois. E ele está quebrando uma obra, e sta rompendo un'opera, destruindo distruggendo uma obra de satanismo. un'opera di satanismo. Um satanista na Suíça, Un satanista nella Svizzera ele disse assim: ha detto così: aqui ela não volta qui lei non torna, e ela vai morrer de Lei- vergonha lá no Brasil. morirà di vergogna là in Brasile. Quem está ouvindo o que eu estou a dizer? Chi sta capendo? Parece uma coisa assim meia louca, não parece? Sembra una cosa un po' strana, pazza. Mas eu digo para você uma coisa: Ma io ti dico una cosa: Satanás ele existe. Satana esiste E é contra ele que nós estamos aqui nessa noite. ed è contro di lui che siamo qui questa Não sera. duvide, porque Satanás ele existe. Non dubitare perché E Satana ele é esiste. mais real. Ele E é lui, mais real e lui è più reale do que essa parede aqui que você está che vendo. questa parete che stai vedendo. E ele tem poder E lui ha potere para querer per volere paralisar aquilo que Deus tem. paralizzare quello che Dio Mas eu ha. vim te lembrar Ma io sono venuta a que ele já está ricordarti derrotado. che lui è già sconfitto E que a vitória é da igreja. e che la vittoria è della Chiesa del Signore. No outro dia, L'altro giorno eu entrei em contato com uma amiga, sono entrata in contatto con congrega comigo em Portugal, un'amica di Portogallo, e me recebeu na Suíça na última viagem missionária. che mi ha ricevuto in Svizzera nel mio ultimo viaggio missionario. Eu falei assim para ela: amiga, E ho detto: amica, o profeta chegou aqui em casa, un profeta è arrivato a casa mia, um pastor. un pastore. Deus usou a vida dele Dio ha usato la sua vita. e falou assim, 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 assim. E ha detto così, così, così. Pois. E eu falei assim: você lembra de alguma coisa? E ho detto: ti ricordi di qualcosa? Porque eu estive na Suíça, Perché sono andata in Svizzera, mas eu fiquei somente em uma casa na ma Suíça. sono stata solo in una casa in Svizzera. E ela falou assim para mim: E lei mi ha detto: eu tô toda arrepiada. io ho i brividi. Eu falei: por quê? Perché? Ela falou assim: você não lembra Lei ha detto: non ti ricordi que quando você veio aqui na Suíça, che quando sei venuta qua in Svizzera, a igreja que você pregou, missionária Paloma, la chiesa in cui hai predicato, missionaria Paloma, a parte de cima la parte di sopra era uma igreja, era una chiesa, a parte de baixo la parte bassa ela tinha anexos, salas. aveva delle sale. Pois, ela falou assim: e eu ficava com a minha família Ha detto: io stavo con la mia famiglia na última sala. nell'ultima sala. Em frente a essa sala Davanti a questa sala tinha uma outra sala c'era un'altra sala e era um satanismo.
ed era una sala di satanisti. Pois, sala de satanismo. E no dia que eu liguei para você no Brasil, E nel giorno in cui ti ho chiamato in Brasile, o Senhor te mostrou, eu não lembrava disso. il Signore ti ha mostrato, io non mi ricordavo. Ela falou assim, e você via uma mesa E tu vedevi un tavolo cheia de idolatrias. piena di idolatria. E o Senhor dizia assim para mim, Il Signore mi diceva, isso é na vida da senhora, isso é na tua vida. nella tua vita, Calma, calma, porque você está aí perché sei qui por pouco tempo. per poco tempo. Porque Deus está preparando uma casa para você. Perché Dio ti sta preparando una casa. A oração chegou lá. La preghiera è arrivata là, O inimigo levantou. il nemico ha alzato. Deus tirou a família de lá. Dio ha tolto la famiglia da là. O bruxo lá, Lo stregone pois, disse, quando viu a oração chegando, ha detto, quando ha visto la preghiera arrivare, disse assim, vou mandar. ha detto io manderò. E mandou. E ha mandato. Há meses eu estava dentro de casa. Era dentro casa. E eu via o vulto. Há meses. Há meses. Stavo lì a casa da mesi Pois, eu via o vulto. e io vedevo un volto. E eu sentia. E io sentivo. Eu falava, Deus, E dicevo, Dio, eu sei io so que o diabo está querendo che il diavolo vuole uma brecha. una breccia Para derrubar tudo aquilo que o Senhor está fazendo. per distruggere tutto ciò che stai facendo. Mas o Senhor, Ele chegou primeiro. Ma il Signore è arrivato per primo. Eu quero que você abra assim a tua mão, ó. Voglio Que che tu você apra olhe così para la tua ela. mano e la guardi. Sabe o barulho Sapete il rumore que tem se levantado contra che si è você? alzato contro di te? É o inferno que planejou. È l'inferno che ha E pianificato. sinto muito ali dizer E io mi que dispiace existem dirti pessoas che esistono persone que por não ter temor a Deus che perché non hanno timore di Dio, trabalham para Ele, che dicono para querer atrapalhar você. che vogliono No distruggere teu la tua vita, trabalho, no teu chamado, infastidirti nel na lavoro, tua família, nella chiamata, nella famiglia. Mas o Senhor que está aqui nesse Ma dia, il Signore che è qui Ele está dizendo, ti sta dicendo, o barulho da tua adoração il rumore della tua já adorazione chegou diante de mim è già nessa arrivato noite. davanti a me E questa não há sera. nada Non c'è niente que o inferno planeje, che l'inferno ha que venha pianificato, prosperar. che prospererà. Porque hoje é noite de salvação e livramento. Quem acredita, perché io do aplauda ele em nome do salvezza e Senhor. liberazione. Obrigado, Gabi. Olha cá, Guardate qua, passou tudo aquilo. è passato tutto quello. E eu lembro que eu comecei a falar com o Senhor. E mi ricordo che ho cominciato a parlare con il Sabe o que eu Signore. disse para ele? Sapete cosa le ho Eu detto? sou missionária. Io sono missionaria, Eu sou crente. sono credente. Por quê? Perché? Que o Senhor já não me mostrou. Perché non mi hai mostrato? Eu falei, tia, Ho detto, zia, eu tô na igreja todo dia. sono in chiesa tutti i giorni. Eu oro por um, Io prego per uno, oro por outro. per l'altro. Eu tava sem ir para a Europa E io dovevo andare in Europa por conta dessa batalha. per questa battaglia. Minha tia falou bem assim para mim. Mia zia mi ha detto, Não fica questionando, não. non farti Porque troppe tem domande. coisas Perché ci sono que quando o cose Senhor decide provar, che quando il Signore decide Ele provare, prova. Lui prova. Mas você chegou até aqui. Ma tu sei arrivata fino a qui. Pastor André, tem gente aqui sendo provado. Ci sono persone qui che sono nella E prova. você olha para você E tu ti guardi e se você diz assim, e dici, Senhor, Signore, mas eu sou teu servo, ma io sono tuo servo, mas eu te amo. ma io ti amo. Mas como Jó, Ma come Giobbe, ele provou L'ha provato. e ele aprovou. E ha E ele provato. vai te aprovar e também. lui ti approverà. Agora, Adesso pois, eu falei assim, ho detto, todo mundo foi embora. tutti sono andati via. Eu Ho falei assim, obrigado pelo livramento. detto, grazie per la liberazione. E tão é fiel esse Deus, Quindi è fedele questo que Dio. quem manda na minha vida não é satanista. E chi comanda nella mia vita non è un satanista. E já faz mais de um mês que eu estou na Europa novamente, porque ele é fiel. E da più di un mese sono in Europa perché lui è fedele. Você pode dizer assim, missionária, Puoi dire così, missionaria? mas foi o satanista que não deixou? Ma è il satanista che non ti ha lasciato? Deus, ele permitiu Dio ha permesso. um levante, mas quem manda é ele. Ma chi comanda è lui. Agora olhe para cá. Guarda qua, Eu cheguei para o Senhor e falei assim, sono arrivata dal Signore e ho detto, Dio, por quê perché que o Senhor che tu só me falou mi hai detto que tinha um barulho agora? che c'era un rumore adesso? Sabe o que ele me disse? Sai cosa mi ha detto? Paloma, Por que só agora você me perguntou? perché solo adesso me l'hai chiesto? Você vai esperar Tu aspetterai il rumore? atrapalhar teu casamento ou você vai perguntar por ele hoje? Distrugga il tuo matrimonio o chiederai questo rumore adesso? Você vai esperar o barulho das trevas Aspetterai il rumore delle tenebre roubar a chama do Espírito Santo, do poder de Deus na tua vida? che ruberà la fiamma dello Spirito Santo nella Você tua vai vita? repreender ele hoje? O lo scaccerai oggi? Você vai se acostumar com o barulho dentro do teu emprego? Ti abituerai al rumore dentro al tuo Ou lavoro? você vai entender O capirai que não importa o estado che non importa lo stato, que esteja do lado de fora, da fuori,
Quando você dentro de ti quando dentro di te tem a presença dele, quem tem a hai la presença sua dele presenza, chi ha la aqui sua presenza qui, é mais do que suficiente. è più che Você sufficiente. pode aplaudir o nome dele? Puoi applaudire il suo nome? Aleluia. Eu estou quase encerrando. Amém? Sto quasi finendo, amen? A Bíblia diz que Bartimeu, E vi dice che Bartolomeo ele captou o barulho. ha sentito il rumore, Então tenha certeza quindi hai la certezza que mais uma noite che un'altra notte, que você sabe che tu sai e você diz assim: e dici così: Senhor, Signore, isso não está certo aqui em casa. questo non va bene qui a casa. Deus, ele já viu. Lui ha già visto Ele vai Dio. trabalhar ao teu favor. E lui lavorerà in tuo favore. Sabe o que eu quero entender aqui? Sapete cosa capisco qui? Que Deus é um Deus de promessa. Che Dio è un Dio di promesse E eu estou debaixo de uma promessa dele. e io sono sotto una sua promessa. Quando eu saí aqui da Itália, Quando sono uscita dall'Italia, o Senhor disse assim para mim: il Signore mi ha detto: eu vou te esconder no Brasil. io ti nasconderò in Brasile. E foi um tempo de muito sofrimento. Ed è stato un tempo di molta sofferenza. Eu entro para o 9º ano, Io entro nel 9° anno depois fazendo a obra fora. che faccio l'opera fuori E sem vir às nações, e senza venire alle nazioni. doeu. Ha fatto male, Doeu muito, eu ha Deus. fatto molto male. Ho detto: Dio. E Deus me dizia assim: Dio mi diceva: aproveite a sua estadia approfitta della tua permanenza, no tempo da pandemia, porque você vai querer vir della pandemia, perché tu vorrai venire e não vai poder. e non potrai. Só que tem uma coisa: Però c'è una cosa: Deus não desperdiça nada. Dio non butta via niente. E faz um mês e tal que eu cheguei, Ed è più di un mese che sono arrivata, mas eu não vim sozinha. ma non sono venuta da sola. A minha família La mia famiglia está em Portugal é em para Portogallo. o cumprimento de promessa. Per il compimento di Oh, promesse. glória! Ele dizia assim para mim: E diceva così a me: ser fiel, sei fedele, porque aonde você plantar, perché dove pianterai, não é só você que vai colher. non solo tu A raccoglierai, tua família também vai colher. anche la tua famiglia raccoglierà. Aleluia. Eu somente tenho um irmão caçula e esposa no Brasil. C'è un cugino piccolo, un fratello, Oui, fratello. E vai vir E no verrà tempo de Deus, nel tempo porque di ele Dio. já falou. perché lui ha già detto. Quantos acreditam nisso? Quanti credono in questo? Os céus está liberando sobre nós aqui uma E ci autoridade stanno muito grande, liberando bênção sem un'autorità medida. molto Tem grande su duas teses aqui e eu fecho. Eu quero orar por você nessa noite, amém? Concludendo, qui ci sono due tesi. A Bíblia diz La Bibbia dice que ele pergunta: che lui chiede: que barulho é esse? che rumore è questo? Alguém chega para ele Qualcuno arriva da lui e diz assim: e dice: é Jesus que está passando. è Gesù che sta passando. Entenda uma coisa nesse dia. Capisci una cosa? Bartimeu era um homem Bartolomeo era un uomo que estava parado no caminho, che era paralizzato nel cammino, mas as pessoas que passavam por ele ma le persone che camminavano davanti a lui não eram pessoas non erano persone qualquer, qualsiasi, pessoas que tinham persone che avevano coisas a resolver na sua vida. cose da risolvere nelle loro vite, Pessoas estavam correndo de um canto a outro. persone che correvano da una parte all'altra. No Brasil é assim. In Brasile è così, Sou de São Paulo é assim. sono di San Paolo e San Paolo è così, Correria o dia inteiro. è una corsa tutto il giorno. Você trabalha, você limpa a sua casa, Lavori, pulisci la tua você casa, adora, você canta, você prega. tu adori, canti, predichi. A nossa vida é assim. La nostra vita è così. Não é que somos mais importantes Non è che siamo più importanti de quem não tenha, di chi non ha, porém naquele dia, ma in quel giorno as pessoas que estão passando diante dele le persone che stanno passando davanti a lui têm algo a realizar. hanno qualcosa da fare. Mas Lucas está me dizendo Ma Luca stava dicendo que mesmo naquela correria, che anche in quella corsa alguém chegou qualcuno è para arrivato trazer a notícia para ele. per portare la notizia a lui. Sabe o que eu entendo aqui nesse dia? E sai cosa capisco? Alguém foi resposta na vida de Bartimeu. Qualcuno è stato risposta nella vita di Bartolomeo. Missionária. Missionaria. O que isso significa? Cosa significa? Eu vim aqui te dizer Sono venuta per dirti que você é resposta para essa igreja. che tu sei risposta per questa chiesa. Aleluia! Você é resposta para essa cidade. Tu sei risposta per questa città. Você é resposta para essa nação. Sei risposta per questa nazione. Missionária, como assim? Missionaria, come? Segundo mandamento: Il secondo comandamento. ama o teu próximo Ama il tuo como prossimo a ti mesmo. come a te stesso. Entenda uma coisa. E capisci una cosa? Aquele jovem Quel giovane ou aquela senhora o quella signora que parou para levar notícia para Bartimeu. ha portato le notizie a Estava Bartimeo. levando as boas novas para ele, Portava le buone notizie dizendo assim para ele: dicendo così: o barulho que você está ouvindo il rumore che stai sentendo não é um barulho comum, non è un rumore mas o qualsiasi, Filho de Deus está aqui. ma il figlio di Dio è qui. O que eu quero que você entenda hoje? Voglio che tu capisca, Não desanima, non disanimare, porque aonde você mora, perché dove abiti
onde você trabalha, dove lavori, no departamento que Deus te colocou, il dipartimento in cui Dio ti ha no messo, chamado que Deus te constituiu. la chiamata che Dio ti ha Você é dato. resposta de Deus. Tu sei risposta di Dio. Se aquele homem não tivesse chegado Se quell'uomo non fosse arrivato diante de Bartimeu, davanti a Bartolomeo, nunca mai ele passaria a clamar ao Senhor. avrebbe clamato al Signore. Existem jovens e moças que estão aqui, Ci sono giovani qui que você já é resposta. che tu sei già E risposta. vai ter muitas pessoas E ci saranno molte sendo persone transformado che saranno através trasformate daquilo que sair da tua boca, porque Ele te dá autoridade. attraverso quello che esce dalla tua bocca, perché Lui ti dà Os autorità. pastores dessa igreja, Le lodi di questa chiesa, as irmãs dessa igreja, le sorelle di questa chiesa, os obreiros dessa casa, gli operai di questa é casa resposta de Deus. sono risposte di Dio. Tem sempre alguém C'è sempre qualcuno no meio da caminhada in mezzo al que cammino eu e você che io e te vai abdicar. lasceremo. Labracheri Micalasúvia na Candarábria. Alguém parou o que estava fazendo Qualcuno ha fermato ciò che stavo facendo para trazer a resposta de Jesus na vida de per alguém. portare la risposta di Dio a Assim qualcuno. como você será a resposta. Levanta a tua mão. Così come tu sarai risposta, alza la tua No mano. teu trabalho, Nel tuo lavoro, na tua vida empresarial, nella tua vita imprenditoriale, na tua vida financeira, nella tua vita finanziaria, você é resposta naquele lugar. tu sei risposta in quel luogo. Você é resposta nesse altar. Tu sei risposta in questo altare. E olhe para cá. E guarda qua. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lascia che ti dica una cosa. O remetente, Dio. ele Lui se responsabiliza por tudo aquilo que ha la você for fazer. responsabilità di tutto quello che Então farai. descansa a tua alma. Quindi riposa la tua anima. Se fosse um remetente, Se fosse un Dio pois, que não te Mittente. conhece, che non ti que conosce, não garante nada, che non garantisce niente, eu poderia te falar, potrei dirti, cuidado, fai attenzione, não para a tua caminhada, non lasciare il tuo mas cammino, todas as vezes ma tutte le volte que você cumpre o segundo mandamento, che tu compi il secondo e você está comandamento, indo na tua jornada, che stai camminando, e por um momento, e in un o momento Espírito fala assim, lo Spirito ti dice, para, fermati, ora por ele, prega per lui, abraça aquele, abbraccia lui, canta para ele, canta per lui, abraça, profetiza na vida daquele, profetizza nella vita di evangeliza aquele. evangelizza Pode lui, ter certeza puoi avere la que tem certezza alguém precisando de uma resposta. che c'è qualcuno che ha bisogno E di é una Deus usando risposta você na face da ed è terra. Dio che ti usa. Essa palavra aqui tem duas vertentes. Questa parola ha due Tanto cose. quem está aqui sentado Tanto per chi È è una qui res- seduto é uma resposta è una risposta, na vida de alguém, nella vita di qualcuno, como tem gente aqui também, come c'è gente qui aguardando resposta. che aspetta E o risposta. Senhor vai Il chegar Signore para você. userà te Da mesma forma, nella stessa como maniera Bartimeu estava sentado in cui Bartolomeo era seduto e o Senhor passou lá. e il Signore è passato. Jesus, ele passa aqui nessa noite Gesù também. passa qui questa sera E ele para aqui nessa noite também. e lui si ferma qui questa sera. Segura que eu tô quase terminando. Amém? Sto quasi finendo, amen? Olha cá. Guardate qua. Uma coisa muito interessante. Una cosa molto interessante. A Bíblia diz que quando ele soube La Bibbia dice quando lui ha saputo que Jesus ele estava ali, pastor Henrico. che Gesù era lì. Lucas vai dizer: Luca dice "E pôs-se a clamar". e si è messo a clamare. Ui, ele passou a clamar. Ha passato a chiamare ad alta voce. Lucas está dizendo assim, ó. Luca dice così. Ele não estava clamando, Non stava clamando, mas quando ele soube ma quando ha saputo quem era o Deus que estava ali, chi era il Dio che era lì, ele começou a clamar. ha cominciato a clamare. O Deus de milagre está aqui nessa Il Dio di noite. miracoli è qui questa sera. O meu coração e o teu coração, I nostri cuori ele é tendencioso hanno la tendenza em querer, a volere, a desejar desiderare coisas boas. cose buone. Amém? Amen? É difícil querer È difficile volere um apartamento un appartamento duplex. Aqui na Itália é difícil. doppio? Quem quer? Quem quer, gente? Un appartamento doppio, chi lo vuole? Amém? É difícil você desejar. È difficile Cadê a desiderare. mulherada? Dove sono le Cadê donne? as mulheres? Dove sono le É donne? difícil não querer È difficile non volere entrar na Zara entrare in Zara e comprar metade de tudo. e comprare metà Fala a di verdade, tutto. fala a verdade. Di la verità. É difícil. È Até difficile. os homens. Anche gli O pastor uomini. levantou a mão. Il pastore ha alzato la mano. Não é? É difícil. È difficile. Não querer. Cadê os meninos? No, dove sono i ragazzi? Não desejar. Non volere Comprar uma máquina Mercedes? comprare una É Mercedes? difícil? É fácil? È difficile o É facile? muito difícil? Difficile? Não! No, É fácil. è facile. Porque o nosso coração, Perché il nostro ele é cuore tendencioso ha la tendenza a querer o que é bom. a volere ciò che è buono. Amém? Amen? Missionária, Missionaria, é errado è sbagliato querer o que é bom? volere ciò che è buono? Claro que não. Certo che no. Minha filha,
figlia mia, seja um apartamento, o un appartamento, seja um varão de Deus, o un uomo di Dio, uma varoa do Senhor. una ragazza di Dio. Amém. Amen. Pois o nosso coração, Il nostro cuore ele é propenso è propenso a querer comer uma bela pizza. a voler mangiare una bella pizza. Eu creio nisso. Io credo in questo. O nosso coração Il nostro cuore desidera ter casacos e mais casacos. sposare, O problema não é esse. avere giacche. Grazie, grazie. Pois, isso é normal, sim ou não? Sim ou não, igreja? Amém? Agora entenda uma coisa esse dia. Capisci una cosa? O problema Il problema não é querer. non è volere, O problema il problema é querer o que eu não posso. è volere ciò che io non posso. Desejar aquilo que não é meu Desiderare ciò che non è é mio grande problema. Quem está me è entendendo un grande aqui? problema. Chi sta capendo? Teimar. Disobbedire, Insistir insistere naquilo in ciò que Deus está falando. che Dio sta dicendo. Não é para você. Non è per te. Aí é um problema. Quem está me entendendo aqui? È un problema, chi sta capendo? Alabracalabaxai. Eu ouvi alguém dizendo isso Io ho sentito qualcuno dire, no campo da profissão. nel campo della professione, Pior peggiore, em que você não está na porta in cui tu non sei alla porta que você quer, che tu vuoi, é você insistir è insistere na porta que não é para você. nella porta che non è per Quem está te. me entendendo aqui? Quem entende? Chi sta capendo? Missionária, por quê? Missionaria, perché? Uma vez que você entra numa porta Una volta che tu entri in una porta que não é sua, che non è tua, você está preso tu sei preso numa oportunidade in un'opportunità que não é para você. che non è per te, Mas a porta que é para você ma la porta che è per te tá escancarada te esperando. Quem è entende? aperta che ti aspetta. Isso é para ciclo de amizade. Questo è un circolo di amicizia? A psicologia diz. La psicologia dice, Nós ficamos muito parecidos noi siamo molto simili com as 5 pessoas con le 5 persone que nós escolhemos para andar conosco. che noi scegliamo per camminare con noi. Dá uma olhadinha aí para quem está do teu lado. Guarda chi sta di fianco, Vê se ele parece com você ou guarda você com ele. se assomiglia a te. Ficamos muito parecidos. Siamo molto simili, Então escolha muito bem. quindi scegli bene. Isso cabe para a vida de relacionamento também. E questo anche nella vita di relazione. Então entenda aqui uma coisa comigo. Capisci una cosa? Bartimeu, Bartolomeo ele não estava clamando, non stava clamando, mas o autor vai dizer: ma l'autore dice, e pôs-se a clamar. si è messo a clamare. Sabe o que eu quero entender? Sapete cosa voglio capire? Se ele não estava clamando, Se lui non stava clamando, ele parou naquela hora si è fermato in quel e ele momento conversou com ele mesmo. e ha parlato con se stesso. E eu acredito E io credo que ele disse assim: che ha detto così, Deus, Dio, eu preciso clamar, devo clamare, porque eu preciso de uma cura. perché ho bisogno di una cura. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lascia che ti dica una cosa, Existem coisas ci sono cose que eu e você che io e te não vamos ter força non avremo forza para fazer naquela hora, per fare in quel momento, mas a necessidade ma la necessità ela vai nos colocar para fazer. ci metterà a farlo. O autor vai dizer: e L'aut- pôs-se a clamar. L'autore dirà, lui si è messo a clamare, Ele passou a clamar. si è messo a clamare. Livro de Daniel Libro di vai Daniele dizer o seguinte: dirà così, Daniel tinha um banquete muito lindo. Daniele aveva un banchetto molto bello, Rei da Babilônia. il re della Babilonia, Se calhar tinha até pizza de Itália, pasta. anche pizza, pasta, Se calhar tinha tudo mesmo de bom. c'era tutto Amém? di buono Da culinária italiana, amém? della culinaria italiana. Daniel olhou aquele banquete. Daniele ha guardato quel banchetto e ha avuto voglia di Não mangiare. me diga que ele não teve vontade. Non dirmi che non ha avuto voglia, Mas quando ele entendeu ma quando ha capito que 10 dias de jejum, che 10 giorni di digiuno, que ele propôs no coração a não se contaminar, che lui si è proposto nel cuore suo di non contaminarsi, não ia fazer ele forte 10 dias, non l'avrebbero fatto forte per 10 mas giorni, mais de 10 anos à frente. ma per più di 10 anni. Paulo escreve a carta de Corinto Paolo scrive la carta ai e ele Corinzi diz assim: e dice, cada contribua ognuno contribuisca segundo propôs o seu coração. secondo il proprio cuore. Aleluia. Entende uma coisa nesse dia? Capisci una cosa? Sabe por que Bartimeu conversou com a alma dele primeiro? Sapete cosa Bartolomeo ha parlato prima con l'anima sua? Porque ele entendeu uma coisa: Perché ha capito una cosa? quando eu estou fortalecido do lado de dentro, Quando sono forte nell'interno, nada me derruba do lado de fora. niente all'esterno mi può Deus distruggere. está fortalecendo pessoas aqui nessa noite. Dio sta dando forza a O persone Senhor qui. está fortalecendo a nossa alma Sta aqui dando forza nessa alla noite. nostra anima qui. Uma igreja que está firme do lado de dentro. Una chiesa forte all'interno. Como, Miss? Come, Miss?
sabendo que Ele está com você, sapendo che è con te, sabendo que Ele é na tua vida. sapendo che è nella tua vita. O inimigo pode levantar da onde vier. Il nemico può alzarsi da dov'è. Maior é aquilo que está com você Più grande è colui che è con do que te aquilo que está no mundo. di che quello che è nel mondo. Para fechar, Per concludere, pode preparar, pastora querida, o louvor? Amém. Eu já vou orar por nós, già em pregherò. nome de Jesus. Bartimeu, ele clamou: Bartolomeo ha clamato: Jesus, Gesù, filho de Davi, figlio di Davide, tem compaixão de mim. abbi misericordia di me. Quando ele começou a clamar, Quando ha iniziato a chiamare, as vozes vieram le voci sono arrivate e disseram assim a ele: e hanno detto così: cala-te, stai zitto, estás atrapalhando o mestre. stai disturbando il maestro. Quando ele percebeu Quando ha percepito que o barulho do clamor dele che il rumore del suo clamore chegou diante de homens, è arrivato davanti agli uomini, mas não ainda atingiu a Jesus, ma non aveva ancora arrivato a Gesù, ele não parou de clamar. non ha smesso di clamare. Lucas vai dizer: Luca dirà meu Deus, que mais uma vez che ancora una volta ele usa outra característica sua forte. usa un'altra sua caratteristica forte. Ele não via Lui non vedeva e primeiro ele ouviu e prima ha sentito e agora ele clamou. e adesso ha clamato. Quando você usa o que você tem, Quando tu usi ciò che hai, Deus traz aquilo que você não tem. Dio ti dà quello che tu non hai. Ele passou a clamar mais alto, Ha clamato ancora più forte porque ele entendeu perché ha que capito muitas das vezes, pastor Henrique, che molte delle volte quem está de fora do processo chi è fuori il não processo vai entender, non capirà às vezes, aquilo que você passa. ciò che tu passi. Às vezes alguém na tua casa Forse qualcuno nella casa que tua ainda não conhece esse Deus, che ancora non conosce questo talvez Dio, não entendeu forse non ha ancora capito o que você já entendeu. ciò che tu hai già capito. E quando você entende, E quando tu capisci, você diz assim, tu dici così, igual Bartimeu: uguale a Ei, Bartimeo: quem está sem visão sou eu. chi è senza visione sono io. Não importa o que vão pensar, Non importa ciò che não penseranno, importa o que vão falar, non importa ciò che eu diranno, preciso ver. io devo vedere. Alabraxéria. Ele não parou de clamar, Lui non ha smesso di ele clamare, clamou mais alto. ha clamato ancora più alto. E na medida que ele vai atingindo E quando lui continua, e ele aumenta o volume ha espiritual, aumentato il volume spirituale. parou Jesus no meio da multidão. Gesù si è fermato in mezzo alla moltitudine Jovens estão parando o Senhor aqui nessa noite. e i giovani stanno fermando il Signore qui. Mulheres estão parando o Senhor. Donne aqui stanno nessa fermando il Signore noite. qui. Adoradores estão parando o Senhor aqui Adoratori nessa stanno noite. fermando il Signore qui. Prega, Deus, a minha boca nesse sábado. Il Signore dice attraverso di me. Está dizendo para você: E ti dice: a multidão está aí, la moltitudine è qui, mas eu ouvi uma voz. ma io ho sentito una voce E a voz está dizendo: e la voce mi dice: Jesus, Gesù, filho de Davi, figlio di Davide, tem compaixão de mim. abbi misericordia di O me. Senhor foi diante dele E il Signore è andato davanti a lui e disse assim para e ha ele: detto così a lui: o que queres que eu te faça? cosa vuoi che ti faccia? Ei, eu pergunto para você: E io ti chiedo: o que é tão difícil, minha irmã? perché è così difficile? Quem é tão difícil assim para você? Hein? Chi è così difficile per te? Senhor, que eu veja. Signore, che io veda. A Bíblia diz La Bibbia dice que o Senhor toca na vida dele, che il Signore tocca in lui liberou a cura naquela hora. e libera la cura nel momento. Olha cá a palavra que eu falei no início, ó. Guardate la parola che ho detto all'inizio: Ele recuperou a visão. ha recuperato la vista. Sabe qual é o maior problema? Sapete qual è il maggior problema? Sabe o que mais dói? Sapete ciò che fa più male? Não é quem nunca teve, Non è chi non ha mai avuto, porque quem ainda nunca teve per chi non ha mai não avuto, experimentou. non ha mai Quem sperimentato. não teve um chamado Chi non ha avuto la chiamata ainda vai descobrir o que é ter um chamado. scoprirà cos'è una Mas chiamata. quem já teve um chamado, Ma chi ha già avuto una ai, chiamata terra série, perdeu. gliel'ha persa. Pensa assim: Pensa così: eu sei como eu era io so com'ero, e eu sei o que eu não estou sendo. Quem está so entendendo? ciò che non sono. Chi sta Quem já capendo? teve Chi ha già avuto equilíbrio financeiro? un na equilibrio vida? finanziario, Mas agora você teve um declínio financeiro. adesso hai avuto un declino E você finanziario diz assim: e tu dici: eu tive, io ho avuto, eu sei como é que é ter paz. io so com'è avere Eu pace, sei como é ter a presença. so com'è avere la Eu presenza, sei como é sonhar. so com'è sognare. Mas eu quero lhe dizer, Ma io voglio dirti, pastor Henrico não tem, Pastore Enrico non ha, pastora Andréa não tem, la Pastore Andrea non missionária ha, Paloma não tem, missionária Paloma não mas ha. Jesus tem para te dar aqui ma nessa Gesù noite. ha da darti. Eu olho para a vida do Senhor. Io guardo nella tua vita, Eu esqueci teu nome, il tuo nome è Alberto, Alberto. Eu estava aqui sentado do lado ero qui seduta e o Senhor me dizia assim: e il Signore mi diceva: eu guardo ele io lo custodisco quando ele sai para a estrada. quando lui esce in strada. Eu via o Senhor Io guardavo, io ti guardando a vedevo vida dele.
Vedevo il Signore che custodiva la tua vita. E Deus dizia assim: E Dio diceva, todas as vezes tutte le volte que você vai che tu vai, e você vem, e tu torni, os meus anjos vai e i vem miei te angeli guardando vanno no e caminho. vengono che ti custodiscono. Deus te guarda na máquina, Dio Deus ti te guarda custodisce em in pé. macchina. O Deus que você serve, Il Dio che tu o servi. Senhor serve, visita os visita. teus pulmões Visita i tuoi polmoni nessa noite. questa sera. Pastor querido, Pastore. fica de pé. Igreja, se levanta em nome do Senhor. Chiesa, Vem cá, alzatevi per por favore. gentileza. Vem pra cá e vem cá, Vieni por qua. gentileza. O Deus de Israel Il Dio di Israele fortalece o teu aparelho respiratório. Põe a mão nele, pastor. Em fa nome più do forte Senhor. il tuo apparato respiratorio. Você tá me entendendo? Mi capisci? Teu aparelho Il respiratório. tuo apparato respiratorio. Tem uma peça da couraça C'è un pezzo do soldado. dell'armatura del soldato. Pois. Obrigado. Tem uma peça dessa couraça C'è un pezzo di questa armatura em especial speciale que o Senhor está trocando. che il Signore sta cambiando. É a couraça da justiça. Ed è la corazza della giustizia. Deus diz assim: Dio dice così: te blindei nessa pandemia. ti ho blindato in questa pandemia. Escondi a tua vida Ho nascosto la tua vita para que tu entenda perché tu capisca que ainda tem novidade. che c'è ancora novità. Tu és Tu resposta sei risposta na vida dos teus. nella vita dei tuoi. E tem E alguém c'è qualcuno que vai receber a resposta no tempo che certo. riceverà risposta nel tempo Porque eu giusto. não parei a minha obra ainda. Perché non ho fermato la mia opera. Pastor, sobre ti. La mano del tuo É pastore. a mão do Senhor te curando e visitando nessa noite. Prossegue nessa caminhada, porque aprove ao Senhor Perché la prova del Signore fazer milagre nessa noite por tua vida farà miracoli. e guardando a tua caminhada segura, em nome de Jesus. Irmã Kátia, vem aqui. Quero Sorella orar por Kátia. você. Essa irmã que está aqui, ó. Questa A sorella senhora- che è qua, Ah, isso, você. É, vem cá, Cristiane. quero orar por você, em nome de Jesus. Esse gajo que está aqui, ó. questo ragazzo, Isso. Que virou para trás. Sim, venha. Robson. Eu quero orar. Voglio pregare. Missionário, eu estou aqui nesse dia sono qui. e tem um barulho, E c'è rumore, mas não é do céu. ma non è del cielo. Mas eu creio Ma io credo que a oração che la preghiera vai quebrar romperà esse barulho questo e a rumore. vitória vai chegar na minha casa. E la vittoria arriverà a Vem casa aqui que eu mia. quero orar por você. Vieni qui che voglio pregare per te. Eu preciso propor coisas no meu coração. Io devo proporre cose nel mio cuore. Sono come Bartolomeo. Eu não estava fazendo Non stavo facendo determinada coisa, una cosa, mas eu preciso voltar a fazer. ma io devo tornare a fare. Vem, eu quero orar por Vieni. você. O Senhor está visitando um povo. Voglio que está pregare aqui per nessa te. noite. E il Signore sta visitando O qui Senhor questa é um sera. Deus que trabalha. O Senhor é um Dio che tem lavora. corações preocupados. Vem essa família aqui, ó. Questa Em famiglia. nome de Jesus. Vem. Em nome do Senhor. Missionário, eu preciso Io devo de um milagre urgente. avere un miracolo Então urgente. venha. Eu Allora quero vieni. orar por você Voglio nessa hora, pregare per nesse te momento. oggi. Amém. Ah, vocês vão louvar, não vai, pastor Andréia? Voglio Pode dare- soltar, por gentileza. Encontre aqui na frente, ó. Vem cá. Em Venite nome qua de davanti Jesus. chi ha bisogno. Vem você que está orando por alguém na tua casa. Vieni tu che stai pregando per qualcuno a casa tua. Alguém que precisa de uma resposta. Qualcuno che ha bisogno di una risposta. Aleluia. Deus vai usar E você. Dio userà te. Feche os teus olhos. Chiudi i tuoi occhi. Enquanto a adoração é entronizada, E mentre c'è adore l'adorazione a Ele. per la gloria sua. Porque os céus estão trabalhando a nosso Perché i cieli respeito stanno nessa lavorando noite. per noi oggi. Rivestito della sua gloria. E la pienezza è dove lui sta. La sua voce avvolge cielo e terra. E quel che è in me si prostra in adorazione. Suo amore inonda i nostri cuori, la sua passione ci fa rivivere, la sua presenza distrugge ciò che non è reale.
terra e quel che è in me. Si prostra in adorazione. Suo amore, il suo amore inonda i nostri cuori, la sua passione ci fa rivivere, la sua presenza distrugge ciò che non è reale. Santo, Santo, manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza. Manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza. Manda fuoco e gloria, la tua presenza. E manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza. La tua presenza, la tua presenza, insieme. Santo, Santo, dichiara santo, 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 tu sei santo, santo, solo tu sei degno, tu sei santo, tu sei santo, sei l'unico santo, santo, io dichiaro santo, 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 santo,
tuo fuoco Louvado. più di te. Aleluia. Grande Deus. Deus vai surpreender esse homem. Dio sorprenderà quest'uomo. Amém. Deus te separou Dio ti ha separato como um Asaf, ministro de louvor. Está entendendo? Está me entendendo? O Senhor me dizia assim lá naquele banco: tudo que Ele colocou diante do meu altar, eu estou resolvendo. Tempo de mudança. Tempo do Senhor Ele alinhar todo o teu ministério junto com a tua vida profissional. Não se preocupe com as horas. Não se preocupe com o tempo. Ele diz assim: eu sou o tempo. Eu estou abraçando o projeto que eu desenhei para a tua vida. O Senhor me dizia, Labrachene me calamandácia, que Ele visita uma mente. Aleluia. Por conta da tua oração, os pensamentos vão ser transformados e as ideias vão ser modificadas, porque a oração do justo tem muito poder e efeito. Eu via um papel chegando na tua mão e Deus dizia assim: eu sou o pai da eternidade dela. Eu sou o teu patrão. Eu via direitinho Deus dizendo assim: fala para ela que eu entro diante, aleluia, dos direitos dessa cidade, deste lugar, a respeito dela. Sabe, um dos atributos de Deus é a sua justiça. E o Senhor me dizia assim, aleluia, fala para ela, Labracandarabachai, que quem tem sede de justiça vai viver diante dos homens. Estou falando de poder humano, ok? Estou falando assim de lugares. Eu não sei o que você precisa, mas o Senhor dizia assim que o céu está trabalhando ao teu favor. É como se você se sentisse, xalabracai, não injustiçada. É mais ou menos isso. Só que Deus está dizendo assim, ó, eu vou completar, eu vou chegar e vou estabelecer, porque no reino de Deus nada fica para trás e faltando. Ele vai operar e vai trabalhar nessa questão, amém? Aqui, diante desse altar aqui, ó, desses ministros aqui, o Senhor dizia assim para mim: eu tenho promessa, não é só a Itália. E eu vi um negócio ali, eu vi uns moços aqui, ó, umas pessoas aqui viajando. Eu nem sei se posso falar que é dentro da Europa ou fora dela, mas o Senhor dizia assim, ó, olha o que eu faço. E eu via aviões indo, subindo e descendo. E diz o Senhor: prossiga, amém? Prossiga, porque tem projeto ministerial, mas tem pessoal também. Pessoal também. A irmã é uma das que Deus ele está capacitando a irmã no âmbito profissional. Aleluia. Parece impossível, parece uma coisa muito longe, mas Deus vai fazer acontecer. Escuta isso, Deus está dizendo: você vai ter para dar, nem vai ser para emprestar, vai ser para abençoar. Ele permitiu a falta de algumas coisas. Não é porque Ele é mau, mas é porque Ele está te dando uma direção diferente. E diz mais o Senhor: clama pelo teu povo, clama pela tua nação, porque os céus têm algo a fazer. E a senhora vai ser resposta. Você vai ser resposta no meio dos seus. Orar pela pastora e pelo pastor. Vem cá, em nome de Jesus. Sabe o que o Senhor ele diz? Eita, levanta as mãos para cá. Alzate le mani verso di qua. Aleluia. O Senhor dizia assim para mim: Il Signore diceva così: nada pode calar um adorador. niente può far star zitto un adoratore. Nada pode paralisar Niente può paralizzare um coração quebrantado un cuore rotto diante de mim. davanti a Lui. Eu vejo Deus E io vedo Dio trazendo estabilidade, che porta stabilità, calmaria calma, tranquillità diante dos ventos. davanti ai venti. Pastora, coloca a mão no estômago dele, no teu aparelho digestivo, seu intestino grosso, fino. O Senhor está visitando, viu? Il Signore sta visitando il suo intestino, Visitando o teu aparelho digestivo. il tuo apparato Dizendo, digerente. eu sou o Deus que cuido de ti. Dicendo, io sono Dio che si prende cura di te. Diz meu Deus assim: descansa, Riposa, porque eu estou trabalhando. perché io sto lavorando. Ele diz assim: eu estou no barco Io sono nella barca e eu me levanto e io mi alzo para acalmar o vento.
per calmare il vento. Diz, meu Deus, assim é para vocês continuar sonhando. Dovete continuare a sognare, Porque o homem que realiza sonhos perché l'uomo che realizza sogni está trabalhando. sta lavorando. Eu vejo E io vedo Dio Deus junto a tua família. andando alla tua famiglia. Sai, vai cantar e assim eles virão. Loro verranno, vedranno che tu sei risposta nelle loro vite. Ti ho dato un cuore puro, un'unzione di intelligenza, sapienza, conoscenza. Nessuno può chiuderti la bocca. Tu vedrai nella vita dei tuoi figli. Meu Deus, assim lembra que tu pós plantaste na pandemia. Ricorda ciò che hai piantato nella Lembra que foi pandemia. plantado. Ricorda ciò che è stato piantato. Ai, atrás das cortinas. Diz o meu Deus, prepara para colher. Preparati per raccogliere, Porque a semente, perché il seme ela brotou. è sorto Os frutos já estão maduros. e i frutti sono maturi. Deus fala de uma colheita ministerial, Dio parla di una raccolta ministeriale, mas fala de uma colheita pessoal. una raccolta personale. Eu vejo um encontro. Vedo un Eu não incontro sei se na tua família, na tua família. nella tua famiglia e Eu não nella sei se tua é famiglia. vocês que vão ou alguém que vem. Non so se è qualcuno che viene o Eu va. tô vendo um encontro. Io vedo un E incontro é Deus que está fazendo e selando esse encontro. ed è Dio che sta facendo questo incontro. O Senhor dizia assim, que diante dos açoites, Ele é remédio nessa noite, entende? Diante das cicatrizes, diante das dores pela obra, aquele que leva a pressão da semente, volta trazendo os dores. Vocês estão nesse salmo, nesse versículo. Só que o Senhor está dizendo assim, eu estou sarando primeiro, porque não vai ter sequela das coisas passadas. Ele está estabelecendo algo aqui. Prossiga e vai avante. Eu vejo esse lugar diferente. É como se eu estivesse aqui, mas eu estou vendo diferente. Eu não sei o que vocês precisam, mas eu estou vendo vocês assim, ó, com notas na mão, olhando dizendo assim, Deus, Ele foi mais além do que nós pedimos. Toma posse. Quantos aplaudem ao Senhor nessa noite? Quanti possono applaudire il Signore? Amém? Eu passei do horário. Ho passato dall'orario, O Senhor está curando aqui il Signore sta curando qui. nódulos. Noduli, O câncer não vai matar. il cancro non ucciderà. A crise de ansiedade Il panico, crisi di ansietà, não vai te segurar. non ti tirerà indietro. Toma posse do teu milagre. Prendi possedimento del tuo Porque miracolo, o que você pediu perché ciò che hai chiesto, para o Senhor restaurar, per il Signore Ele liberou aqui restaurasse, nessa noite. Lui lo farà. Amém. Fica na paz do Senhor. stai nella pace del Signore. Perdoe por eu ainda não falar italiano. Perdonami se non parlo ancora italiano, Vou entrar na aula, não vou? farò le lezioni. Amém. Tô voltando para Portugal agora dia 22. Giorno 22 torno a Portogallo, Que brevemente nos veremos. in breve ci vedremo, E eu tenho certeza. sono sicura. E tem muitos testemunhos Sono molte testimonianze de recuperação. di recupero E você vai dar e dizer: e tu darai e dirai, Deus é fiel na minha vida. Dio è fedele nella mia Amém? vita. Aplaude ao Senhor e recebe o Applaudi il pastor. Signore. Vai fazer o apelo, mas Amen. Ringraziamo la missionaria Paloma di essere stata con noi oggi. Io sono sicuro che Dio ha parlato tanto con noi questa sera. Sono sicuro che Dio porterà opere di recuperazione nella vita di molti questa sera. Non solo di quelli che sono usciti qua fuori, ma in tutti coloro che al loro posto hanno creduto nella promessa di Dio, in quello che Dio può fare nelle loro vite, in ognuno di noi. Dio porterà questa promessa di recuperazione, questo miracolo di recuperazione. Amen. Facciamo un altro applauso al Signore per concludere questo culto. Amen. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni nell'ultima settimana, poi potremo finire. Nessun compleanno dell'ultima settimana? Niente auguri? Va bene. Non uscite di qua senza aver abbracciato la persona al vostro lato, senza aver salutato la missionaria Paloma. Restate qua, abbiamo un momento di comunione, c'è la cucina, c'è qualcosa da mangiare, non è un prezzo alto, se tu non hai condizioni oggi per pagare, prendi lo stesso qualcosa, ci sarà un altro giorno, ma stiamo un po' qua insieme a avere un po' questo momento di comunione, di essere uni in Cristo. Amen.
Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti per questo culto, vogliamo ringraziarti per questa serata, Signore, che abbiamo passato insieme alla tua presenza, Dio. Ti ringraziamo perché tu sei stato qua, ti sei fatto sentire, hai portato, Signore, un fuoco nuovo nelle nostre vite, e per questo, Padre, noi diamo ogni gloria, ogni onore a te, Signore. Io ti chiedo, Dio, di essere con ognuno di noi questa settimana, di portare, Signore, la tua pace, la tua gioia, la tua serenità nelle nostre case, il tuo amore, la tua unione, Signore, in mezzo a noi, che possa essere una settimana ricca di benedizioni, ma più di tutto piena della tua presenza nella nostra vita. Per questo noi ti ringraziamo nel nome di Gesù, e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi, e insieme possiamo dire Amen.